Buongiorno signora, si deve accomodare lì sul banco dei testimoni. Allora signora, chi parla, quindi Testi o pubblico ministero in questo momento, è autorizzato a stare senza mascherina, tanto abbiamo il distanziamento per quanto riguarda le vostre posizioni, perché capisco che non è possibile parlare con la mascherina. Allora, deve declinare le sue generalità, e lei è la mamma di Valerio Del Grosso, sì, no? Mi chiamo Proietti Giovanna, sono nata a Roma il 22 ottobre del 68. Mamma di Valerio Del Grosso. Signora, lei presta il consenso alle riprese video? No? Non presta il consenso, quindi diamo atto a verbale. Signora, in quanto mamma dell'imputato Valerio Del Grosso, lei ha facoltà di astenersi dal deporre. Se però intende deporre deve dire la verità e deve prestare la formula di impegno che trova davanti a lei. Sì. Quindi lei ha detto di sì, perfetto. Allora deve dare lettura della formula. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, signora, se ha bisogno di interrompere un attimo qualunque cosa, ce lo fa presente. Deve stare più serena possibile. Possiamo partire? Sì, sì. Perfetto. Allora, prego, pubblico ministero, deve dire la verità, come le ho detto, signora. Sì, sì. Buongiorno, io vorrei andare direttamente a quei 2 giorni per cui siamo qui oggi. Mi può raccontare quello che è successo la sera del 23 ottobre? Noi abbiamo cenato come tutte le altre sere, avevamo anche il bambino di Valerio quel pomeriggio l'ha passato insieme a suo figlio, rientrato a casa abbiamo cenato tutti insieme e dopodiché dopo cena è uscito. Avevamo avuto pure una piccola discussione, ma finita lì proprio perché a volte ritardava nel presentarsi, nell'addormentarsi la sera, o perché magari veniva 5 minuti più tardi all'orario di cena, ma cose normali di tutte le famiglie, però era finito lì. Poi è uscito come altre sere faceva. Ricorda come era vestito suo figlio quella sera? Sì, aveva una tuta da ginnastica bianca della fila con delle fasce verde, acqua e lilla. E poi lei quella sera non l'ha più visto o sì? No, non l'ho visto, anche perché io poi, come sempre, ho finito le mie cose, andavo a letto, ci sono andata a letto, poi avendo casa su 3 piani uno non dormiva nello stesso mio piano e non è che la sera non sempre vedevo rientrarlo. Magari sentivo chi rientrava, ma ho altri figli e così. Quindi quella sera quando suo figlio ha lasciato l'appartamento di che umore era, lo ricorda? Era come tutte le sere, tranquillo Valerio era. Nonostante questo litigio? No, ma era un litigio, più che altro era... Era già rientrato quindi il litigio? Sì. Senta, invece andiamo alla mattina dopo, al 24 ottobre. Lei lo ha rivisto suo figlio rientrare? L'ho visto alle 8:10, 8:15. Avete avuto modo di parlare, di confrontarvi? Ma guardi, roba di secondi, perché io gli ho consegnato la divisa proprio sulla porta perché sapevo che lui doveva andare sul posto di lavoro, ma non mi sono soffermata a chiedere, mi aveva semplicemente detto che aveva passato la notte a casa di una sua amica, però siccome non era la prima volta che lui a volte non rientrasse o per le chiavi dimenticate a casa o perché magari voleva andare con una ragazza o qualsiasi, erano motivi normali, adeguati alla sua età, diciamo. Senta, invece quando è che ha avuto contezza che quella notte era successo altro? No, io veramente... Com'è andata? No, io mi dica quel giorno poi lui è saputo... andato al lavoro, io non l'ho visto sentito e poi nel pomeriggio quando sono rientrata a casa e mio figlio... Può dire il nome di suo figlio? Andrea Del Grosso. I miei figli io ero uscita per dei miei motivi e mi stavano aspettando a casa, avevano già chiamato il fratello maggiore e mio marito, perché Andrea aveva saputo questo fatto. Cosa le disse esattamente Andrea? Andrea mi disse: mamma, hai sentito per caso la TV, la radio di quel ragazzo che gli hanno sparato?
Mi hanno detto che Valerio è coinvolto e che era lui a aver sparato, questo mi ha detto. Però non sapevamo niente né chi c'era, né dove, né come, niente, solo questa cosa ho saputo io. Quindi cosa avete deciso di fare? La prima cosa che mi è venuta in mente, secondo i miei principi e i miei valori, ho aspettato mio marito che venisse, che era già stato avvertito, perché non ero in grado di guidare e andare al commissariato sinceramente. Ho aspettato l'arrivo di mio marito, quando gli è stato comunicato anche lui il fatto, mi ha compreso e siamo andati insieme, mi ha accompagnato al commissariato e ho detto: io ho saputo questo, so solamente questo, sta a voi dirmi se sapete qualcosa. Ma ha provato a contattare suo figlio Valerio? Sì, l'avevo già provato, ma... È riuscita? No, a farlo? perché neanche tramite WhatsApp, messaggi... Non era raggiungibile? No, non era raggiungibile. Quindi lei da quella mattina in cui lo ha incontrato per dargli la divisa di lavoro non ha più avuto modo di sentirlo finché no, perché poi stando al posto non è di avvenuto lavoro, il fermo, è corretto? Non potevo chiamarlo, non avevo motivo di chiamarlo quella mattina. Ma prima di recarvi al commissariato e fare la denuncia nei confronti di suo figlio, lei ha avuto modo di approfondire un po' la notizia tramite suo figlio Andrea? Non siete riusciti ad avere contatti? Niente, nessun, solo che non sapevo niente, proprio mi è crollato il mondo addosso sinceramente, un fatto che proprio ancora non riesco a crederci oggi. Senta, vorrei ritornare un attimo, poi per me l'esame si può concludere. La mattina alle 8:15, 8:20, quando vi siete incontrati, suo figlio aveva uno zaino, una borsa, un marsupio? No. Quindi è rientrato con la porta di casa. Ha preso la divisa. E aveva lo stesso abbigliamento della sera prima? Sì. Quella tuta bianca che ci ha descritto? Sì. Quindi lei non ha notato un borsello, nulla? No, niente, non aveva niente. Io non ho altre domande. Grazie. Le parti civili hanno domande? Però io parlo nel microfono, Sì, grazie Avvocato. Cortesemente, se fate spazio, anche il pubblico ministero, che forse è il più libero, se può fare... No, rimane lì, magari dà spazio anche al difensore, grazie. C'ha il microfono spento, grazie. L'avvocato Salice per la parte civile. Signora, buongiorno. Io le farò solo qualche domanda, però prima io ci tengo comunque a esternarle il mio rispetto per la sua sofferenza, perché immagino non sia facile per lei essere qui oggi, quindi comunque ha il mio rispetto per il suo dolore. Premesso questo, quella sera ha detto che suo figlio ha cenato appunto a casa in compagnia di suo nipote, cioè del figlio suo, giusto? Ho capito bene? Sì. Quanti anni ha? 6 mesi. Aveva 6 mesi in quel giorno. No, dico quello, ok. Senta, poi suo figlio ha detto lei è uscito di casa. Sì. A che ora è uscito, te lo ricordo? Più o meno? 20-25. Senta, invece suo nipote è rimasto lì a casa con lei? Perché io mi ero presa impegno di portarlo a casa io il bambino. A casa della madre? Del bambino. E quando lo ha portato a casa della madre? 30-35, perché lei mi aveva... Ah, quella sera stessa? La sera stessa, okay. sì, la sera stessa. Sembra perché suo figlio in che rapporti era con la mamma del bambino? Erano separati da 1 mese e mezzo e io ero tramite tra di loro, avevo un attimo di pausa e io ero una tramite tra di loro e volevano evitare per un periodo di vedersi e basta, però rapporti... E quindi suo figlio quando voleva vedere appunto suo figlio, quindi suo nipote, come faceva? Ci tramite lei era il sangue? No, lui mandava il messaggio, no, avevamo fatto un stabilito dei giorni che noi Valerio staccava dal lavoro o andavo io o andavo a Valerio. E si ricorda, io sto andando anche in esame perché anche nella testa ovviamente. Perfetto, prego. Lei si ricorda quali erano questi giorni? Allora, se li ricorda, se no ci mancherebbe.
Mi sembra lunedì, mercoledì e venerdì era a suo tempo, e a volte anche la domenica. C'erano degli orari prestabiliti oppure? No, da quando Valerio staccava fino a dopo cena. Okay. E in questi giorni, l'ha indicato, suo figlio aveva difficoltà a incontrare suo figlio oppure riusciva in questi giorni? No, guarda, cioè... Dico, in questi giorni prestabiliti, non deve essere lunedì, mercoledì, venerdì, non so, qualcosa, aveva difficoltà a vedere suo figlio oppure in questi giorni riusciva? No, lui dedicava a suo figlio Valerio, stava con il bambino. No, dico, quindi non aveva difficoltà a vedermi in questi giorni? Cioè No. La madre... La mamma glielo dava concedeva tranquillamente. Ah, ok. Va bene, nessuna altra domanda. Grazie signor. Altre domande delle parti civili? No. Dei difensori degli imputati? Nessuna domanda? Perfetto. Signora, lei... Ah, scusate, ho capito, no. Prego. Microfono cortesemente. Lei ci ha detto che ha degli altri figli, quanti siete in famiglia? Ho 4 figli, Valerio è il terzo di 4 figli. Senta, una cosa, lei ha appena finito di dire alla parte civile questa circostanza della difficoltà o meno a vedere il bambino da parte di Valerio. Se non ho compreso male, era lei che l'andava a prendere il bambino sempre dalla mamma o no? Allora, spesso andavo io, anche perché per evitare che loro a volte si incontrassero, volevano stare un pochino lontani uno con l'altro, non è che un motivo chissà, un pochino distanti uno dall'altro, un periodo di riflessione, diciamo. E comunque era lei... Sì, che mi prendevo impegno e lo andavo a prendere e riportare alla mamma. Poi quando invece lo portava a casa sua o dove lo portava, Valerio rimaneva tutto il tempo con il bimbo? Sì, Valerio stava con il bambino. Senta, qualche notizia con riguardo insomma alla vita di Valerio? Anch'io sono in esame diretto, su questo c'è un po' da sempre. Allora, Valerio che ragazzo era? Era un ragazzo problematico, aveva avuto dei problemi nel corso della sua vita? Mi racconti qualcosa dello sviluppo di Valerio anche? Valerio aveva avuto problemi, diciamo, fisici di crescita. Sì, lui non lo viveva proprio come un problema, ma io da mamma avvertivo, a volte manifestava un leggero disagio perché era sempre il più piccolo alla scuola materna, elementare, il più piccolo del gruppo, il più piccolo dei figli, e lui a volte, poi crescendo, acquistando maturità, vedeva che comunque io l'ho seguito fino a circa 17 anni dal professor Boscherini con la crescita, ha fatto anche una cura ormonale di circa 1 anno e mezzo e tutto il resto. Poi acquistato sicurezza, cioè alla fine ci scherzava pure sopra su questo, però per un periodo l'ha vissuta come un disagio. Ma questo periodo qual è? Il periodo dell'adolescenza? Adolescenza specialmente, diciamo dalle scuole medie magari, perché finché scuola elementare sai era piccolo di età, però quando cominciava un po' a vedere le troppe differenze tra magari il ragazzetto che già aveva sviluppato e lui, vedeva questo, lo viveva a volte come un disagio, si sentiva un po' inferiore. Senta, questo appunto poi aveva portato al fatto che c'erano state delle visite specialistiche, sì. Un'assistenza medica per questo, ma c'era stata anche qualche cosa che riguardava problemi eventuali di carattere psicologico per questo fatto o no? A volte, cioè ripeto, a volte era, cioè, manifestava, non lo so, che non so neanche come spiegare, che questo fatto che lui dove andasse era, però no. No, ma questo ce l'ha già detto, no, volevo capire, c'era stata una terapia fisica proprio di punture ormonali, sì, per 1 anno e mezzo almeno. Però non c'era stato null'altro, insomma, solo dal punto di vista medico, aveva seguito il medico di famiglia? Sì. No, è stato un professore endocrinologo per queste problematiche. Senta, invece nel periodo di cui stiamo parlando, quindi nel periodo in cui poi quanti anni ha la ragazza con cui Valerio ha fatto questo bambino? Ha 1 anno di meno di Valerio, 21 anni. 21 anni adesso? 21 anni adesso. Quindi quando è nato il bimbo aveva 20 anni? 20 anni.
Senta, in quel periodo Valerio aveva qualche problema di natura psicologica per questa separazione dal bambino? Assumeva farmaci di qualche tipo che lei sappia, naturalmente, non è che voglio... Dal momento che si era separato con la sua compagna comunque lo stava vivendo come un fallimento, e il fatto di non vedere più suo figlio proprio tutti i giorni non riusciva più a prendere sonno la sera, ma lui poi mi disse che poco tempo prima che succedesse questa tragedia si era rivolto da uno specialista per farsi aiutare per un qualcosa che lo aiutasse a dormire. E lei non sa che tipo di farmaci pigliava? Sinceramente no. Senta, sempre con riguardo, diciamo, poi sentiremo anche il suo datore di lavoro, da quanto tempo aveva iniziato a lavorare Valerio? Valerio da quando ha finito scuola superiore e che ha preso l'attestato ha iniziato a lavorare. Quindi che scuola superiore significa quanti anni? Lui ha finito un terzo anno con un attestato di qualifica per cucina e poi ha iniziato a lavorare prima in un'attività che era nostra. Poi ci siamo tolti da quell'attività, è andato a lavorare in vari ristoranti, ma lui a volte li cambiava anche per acquisire nuove tecniche, nuovi tipi di cucina diversi, e poi ultimamente stava lavorando vicino casa da questo nuovo ristorante, da ultimi 7-8 mesi almeno. Ristorante o pasticceria? Ristorante e pasticceria, tutte e due. E era, rispetto al lavoro, che cosa vi raccontava, che diceva del lavoro, che notizie voi potevate avere di Valerio come lavoratore, diciamo così? Lo faceva con piacere questo lavoro, anzi aveva sempre voglia di imparare, infatti per questo motivo ha cambiato più ristoranti, perché voleva acquisire nuovi tipi di cucina, diciamo. Se mi dice a quanti anni ha iniziato a lavorare? Valerio ha lasciato la scuola che a 18 anni, maggiorenne. A 18 anni. Quindi da quanto tempo lavorava, quindi al momento? 3 anni. Appena finito la scuola ha iniziato a lavorare. Prima, ripeto, nella nostra attività, che eravamo un bar pure noi, poi ci siamo tolti da questa attività e si è trovato un lavoro a dei ristoranti. Senta, un'altra circostanza, voi vivete in quel quartiere da quanto tempo? 22 anni a dicembre scorso. Quindi 22 anni, diciamo, Valerio c'è nato in quel quartiere? Sì. Valerio aveva problemi con diciamo, i vicini, ha avuto modo di darvi preoccupazioni da questo punto di vista? Era un ragazzo ben voluto, insomma, ci dia qualche dettaglio se può su questo. Ancora fino ad oggi mi fermano e non credono a quello che è potuto accadere, perché mi dicono ancora oggi che Valerio a distanza salutava, si è sempre comportato bene, è stato sempre un ragazzo corretto con tutti, questo gli posso dire. Senta, un'ultima cosa, so che questo forse le procura qualche emozione, quindi se non gliela fa non mi risponde. Però lei non ha soltanto, diciamo così, tra virgolette, denunciato Valerio, ma poi ha detto anche qualche cosa a suo nome, a nome della sua famiglia su questa vicenda, ha fatto una dichiarazione alla radio. Se la può riferire alla Corte, se ci dice che cosa ha detto e come mai aveva detto quelle parole. Le parole precise non me le ricordo. No, non le chiedo questo, le chiedo solo di ricordare alla Corte che cosa ha detto in quel momento. Che era l'unico gesto che potevo fare. Non me lo ricordo. Il fatto di denunciare suo figlio? Sì. Era l'unico gesto che poteva fare? Sì. Oddio, non me le ricordo le parole precise, guardi. No, ma non vogliamo le parole. Per gli altri? No, perché proprio per una questione di rispetto, di come sono cresciuta, dei miei principi e valori, e quelli che io ho cercato sempre di trasmettere ai miei figli. Non potevo far finta di non sapere, non potevo diventare complice anche di un gesto del genere, cioè non rientrava proprio nei miei principi e valori, quelli che io poi ho trasmesso ai miei figli. Perfetto, grazie. L'avvocato?
Ci sono altre domande? Sì. Signora, buongiorno, avvocato Marcucci. Rispetto alla sera in cui vi siete recati in commissariato, allora, lei ci ha detto prima che la mattina suo figlio gli aveva riferito di essere rimasto a dormire a casa di una sua amica. Voi la sera che siete stati in commissariato sapevate con chi, cioè durante il giorno era riuscito a capire con chi si era trattenuto poi quella notte Valerio? Allora, lui stesso mi aveva detto da casa di una sua amica Giorgia, ma che io sinceramente non conoscevo. Però era finita là, non ho chiesto cose più specifiche perché non andavo mai a pensare a una tragedia del genere dopo. No. La sera quando siete stati in commissariato, sì, voi avevate informazioni più precise su questa Giorgia? No, che aveva una macchina, una 500 nera, io poi ho chiesto è successo questo, io sono andata in commissariato e ho detto so che mio figlio potrebbe essere coinvolto in questo caso, e più gli ho detto dove potevano cercarlo, perché lui, come ho detto prima, se dimenticava le chiavi o voleva stare da solo o perché avevamo magari fatto una discussione o perché una ragazza, lui aveva 3 alberghi nel raggio di 1 chilometro dove lui andava. Oramai io mi ero, anche se non lo vedevo a letto, per me non è che era un'abitudine, però sapevo che Valerio magari non mi voleva svegliare perché stava in quell'albergo, e io dissi quella sera al commissariato: guardate, mio figlio di solito quando fa una di queste cose va in questi 3 alberghi, e più ho chiamato un amico di mio figlio, e dicendo: guardate, io sono al commissariato, se per cortesia venite tutti quanti qua ad aiutarmi a trovare Valerio. Questo ho fatto. E quindi al commissariato avete dato indicazioni sulla vettura di cui questa ragazza era... Sì, perché avevo chiesto informazioni tramite gli amici quando sono venuti là, mi hanno detto: questa ragazza dovrebbe essere la Giorgia che ha una 500 nera, e io ho riferito questo che sapevo. Ma la targa, la data? Non la sapeva? No. Lo specialista a cui si è rivolto Valerio poco prima, subito dopo la separazione con la compagna, era uno specialista che si è limitato ad una somministrazione di farmaci, o era uno psicologo, uno psichiatra, una persona alla quale si era rivolto Valerio per un supporto psicologico? No, era una persona specialistica, è proprio un psichiatra, la persona che lui si è rivolto. Un psicologo, psichiatra, non mi ricordo bene. Quindi all'origine la ragione che ha spinto Valerio a recarsi da questa persona era perché aveva necessità in quel momento specifico di un supporto psicologico? Sì, perché non riusciva ad addormentarsi la sera, perché aveva problematiche di sonno. Ma diciamo. aveva ben digerito la separazione dalla compagna? La viveva comunque come un fallimento questa cosa. Ed è questa la ragione che poi lo ha portato? Sì, e specialmente il non vedere suo figlio, non tutti i giorni, l'ha portato a perdere sempre di più il sonno, un po' di serenità, diciamo, e si è rivolto a questo specialista. Era molto legato al bambino? È molto legato? È molto legato, lui lo dava il latte, lo puliva, lo lavava, gli faceva tutto Valerio, tutto. Non ho altre domande. Ci sono altre domande, pubblico ministero? Signora, prego. Signora, una precisazione, domanda della parte civile. Lei ha risposto che Valerio incontrava il bambino i giorni concordati, se ricordava bene erano lunedì, mercoledì, venerdì, a volte anche la domenica, che lei faceva anche da tramite, o andava lei a prenderlo o andava Valerio. A domanda della difesa, che è ritornata sul punto, lei però adesso deve chiarire, perché sembrerebbe rispondere che è solo lei
che va a prendere Valerio. Allora questa circostanza va precisata. Capitava e capitato che anche Valerio andasse a prendere direttamente il bambino o doveva necessariamente passare attraverso di lei, perché lei ha spiegato, i due ragazzi cercavano di non avere, magari non si vedevano, avevano chiuso questa storia, va bene. Però la domanda è un'altra. Capitava e capitato che Valerio andasse a prendere il bambino o necessariamente per prendere il bambino doveva rivolgersi a lei? No, è capitato o lui o io o addirittura insieme. O addirittura insieme. Bene, non ho altre domande. Signora, lei ha detto di aver appreso la notizia del coinvolgimento di suo figlio Valerio dall'altro figlio, da Andrea. Sì. Ma Andrea le ha detto come ha appreso, come ha avuto questa informazione? Da un amico di Valerio. Da un amico di Valerio, ha dato indicazioni nominative o genericamente da un amico di Valerio? Da un certo Christian, come lui mi aveva detto. Ha detto da un certo Christian. Christian. E poi lei ha parlato con questo Christian, ha parlato con amici? No. Guarda, io talmente ero sconvolta che l'unica cosa che ho No, fatto... io dico dopo, anche Dopo, in seguito. no, non ho mai chiesto... No. Va bene, grazie. Se non ci sono altre domande possiamo licenziare la signora. Grazie, ha bisogno di un'attestazione che è venuta in udienza? No, grazie di essere venuta, signora. Arrivederci. Allora, facciamo l'ufficiale giudiziario, facciamo accomodare l'altro test, scusi pubblico ministero. Del Grosso Andrea. Del Grosso Andrea. Grazie, si può accomodare qui vicino a noi. Attenzione che il percorso è un po' tortuoso in quest'aula. Grazie, attenzione alle scale. Perfetto. Si può accomodare. Buongiorno, lei si chiama? Del Grosso Andrea, Nato? a Roma il 15/09/95. Lei è fratello di Valerio Del Grosso? Sì. Quindi in quanto fratello ha facoltà di non rispondere alle domande che le verranno poste. Intende rispondere o no? Sì. Sì. Allora deve dire la verità, altrimenti commette reato, e deve dare lettura della formula che trova avanti a lei, consapevole quella del testimone, non so quale sia. È uguale, ok. Perfetto. Devo leggere questa? Sì. Perfetto. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Perfetto, prego pubblico ministro. Buongiorno. Il consenso alla ripresa lo dà o no? No. No, non dà il consenso alle riprese, prego. Buongiorno. La mascherina la può togliere, prego. Buongiorno, io vorrei andare direttamente... Scusate un attimo, però la mascherina la può togliere solo chi parla, deve coprire anche il naso, per favore anche gli avvocati, anche chi sta in fondo, altrimenti vi devo far uscire. Scusi pubblico ministero. Io vorrei andare direttamente ai fatti del 24 ottobre 2019. Mi può dire cosa succede? Il 24? Il 24. Sì, mi ricordo, era un giovedì, stavo sotto casa con un amico mio al supermercato, Con chi era? con un amico mio, Puoi dire il nome e il cognome? Luca Romano. Stavamo al supermercato che dovevo prendere un pezzo di pizza, ho incontrato, 10 minuti prima ho incontrato un amico di mio fratello che sta qua fuori, Cristian. Puoi dire? E il Cristian cognome? Bertoli. E l'ho incontrato, gli ho chiesto dove stava Valerio, che era la sera, ne era tornato a casa, volevo sapere dove stava e mi ha detto non lo so, che lui aveva staccato adesso da lavorare, non l'aveva sentito. Dopo 10 minuti mi arriva la chiamata, ho immaginato che era successo qualcosa che... Come mai aveva immaginato? Non era tornato a casa, mi ero immaginato che era successo qualcosa di strano, che aveva litigato qua la ragazza oppure aveva fatto qualcosa, non lo so. Quindi la richiama Cristian Bertoli E mi ha detto Andrea vieni un attimo al bar, che lui stava al bar che davanti sono 10 metri dal supermercato al bar, e gli ho detto no, vieni te al supermercato che stavo in fila, ho detto vieni te, ho sentito la voce che era successo qualcosa di strano, ho detto vabbè vieni Cioè te. la voce com'era, Cristian? Un po' preoccupata, una voce preoccupata, quindi è venuto e
e mi ha detto quello che era successo la sera prima. Ecco, ora se lei può fare lo sforzo di memoria di ricordare esattamente cosa le ha riferito Cristi. Ma non le parole precise. No, certo, mi ha detto, l'hai sentita la notizia di oggi? E io ho detto, avevo letta la mattina la notizia, ho detto sì, l'ho sentita, e io ho chiesto non mi dica che è stato lui. Mi ha detto sì, è stato lui. Poi io ho preso là mi sono fatto prendere dal panico, dall'ansia, ho preso la pizza, ancora mi ricordo, l'ho lanciata per l'aria, ho preso, mi sono messo a correre verso casa, ho chiamato tutti i genitori, mia madre, mio padre. Non avete un po' approfondito? No, in quel momento lei non ha chiesto come l'hai saputo, maggiori dettagli? Mi ha detto lui è che aveva appena parlato con altri amici di mio fratello, aveva parlato. Appunto, Bertoli le disse da chi ha preso questa notizia? No, non gli ho chiesto manco io niente. Però le aveva detto che aveva parlato con degli amici? Con degli amici. Le ha detto con quali amici aveva parlato? Non mi aveva detto niente. Non gli ho chiesto manco io. Allora, quel giorno non glielo disse, in seguito glielo ha riferito? Avete avuto modo di riparlarne? Sì, con altri ragazzetti Ecco, ha poi individuato chi erano questi ragazzi? Sì, c'erano Simone Può dire Piromalli, nomi oggi? Simone Piromalli, Emanuele, non mi ricordo se c'era Manuel, Valerio Rispoli, quelle persone là che c'erano. Quindi lei poi ha ricostruito, mi dica se ho capito bene, che Bertoli aveva saputo da questi ragazzi di cui lei oggi ci ha fatto i nomi, che sostanzialmente suo fratello era coinvolto nell'omicidio di cui parlavano i giornali. Le dissero già all'epoca o successivamente esattamente il ruolo che suo fratello aveva avuto in questa vicenda o parlarono di un generico coinvolgimento? No, mi hanno detto che l'hanno coinvolto gli ultimi giorni, da come sapevo io. Gli ultimi giorni? Sì, cioè che le dissero sugli ultimi giorni? Che io sapevo che Valerio lavorava, faceva cose normali, faceva come tutti i ragazzi normali, e poi mi hanno detto che gli ultimi giorni l'avevamo messo in mezzo per fare questo scambio di droga. Di droga. E questa circostanza dello scambio di droga, chi è che glielo raccontò? Precisamente. Cristian Bertoli o qualche altro amico di suo fratello? Non mi ricordo. Piromalli Simone, ecco. Non mi ricordo. Sono fatti gravi, quindi vorrei... Sì, certo. Mi rendo conto della sua posizione e della parentela con uno dei... Quando è che ha avuto modo lei di parlare con Simone Piromalli? Qualche giorno dopo, qualche giorno dopo. E avete cercato di ricostruire la vicenda insieme? Ho cercato di evitarli tutti quanti loro, vi dico la verità. Per un bel po' di giorni ho cercato di evitarli, non volevo comprendo i motivi, però ora vorrei riandare a quel giorno in cui lei ha parlato con Piromalli Simone. Sì. Cosa le riferì Piromalli Simone sull'andamento di questa compravendita di stupefacente? Cosa le ha detto? Dovevo fare questo scambio di droga e... Chi era coinvolto glielo disse? Manco non mi ha fregato poi niente, perché non volevo sapere niente io. Soprattutto nei primi giorni, nei primi mesi, ma pure adesso non volevo... Ma Cioè, detto neanche. È un po' troppo, cioè le ha detto semplicemente c'era uno scambio di droga che è andato male. Scambio di droga. Cioè non ha aggiunto alcun dettaglio. Dettagli in che senso? Cioè Piromalli le disse qualche altro dettaglio sullo scambio di droga? Che doveva andare là, non sapeva che stava succedendo, dovevamo fare solo questo scambio di droga e che stavamo già tutti... Avete mai parlato se questo scambio c'è stato, non c'è stato e per i motivi per cui non c'è stato? No. Piromalli non le ha mai raccontato nulla al riguardo? No. Senta, avete poi invece parlato della dinamica dell'omicidio con Piromalli o con Bertoli? In che senso? No, loro non c'erano, manco loro in quel momento. Quindi magari come voce avevano riferito... Da come sapevo le io, dico, sì. Lei ora ha detto che le riferirono di un generico coinvolgimento, ora sì. Quello che io leggo dalle dichiarazioni che lei ha rilasciato al commissariato di San Basilio la sera del 24, quindi nell'immediatezza, aveva preso la notizia da poche ore, dopo una mezz'ora siamo andati là. Lei ha dichiarato qualcosa di parzialmente diverso, quindi io ora le leggo quello che lei ha dichiarato e mi dice se vuole confermare o modificare quello che ha dichiarato all'epoca. Christian è il verbale appunto del 24 ottobre del 2019. Christian mi ha riferito che mio fratello Valerio era l'autore dell'omicidio.
specificando che lo aveva appena saputo da altri e che era stato lui materialmente ad esplodere il colpo. Ecco, ricorda questo dettaglio ora che le ho letto la sua dichiarazione, la conferma? È stato lui a uccidere, è stato lui. Quindi non avete parlato genericamente, era coinvolto nella vicenda, quindi no, lui mi ha detto solo quello, io non stavo manco riferì fin da subito che era stato proprio suo fratello a esplodere il colpo, quindi. Che cosa, scusi? Quindi le riferì anche il dettaglio. Lui mi ha detto solo quello, è stato lui, non c'era manco sul giornale, la prima notizia che è uscita il 24 a mattina, non c'era scritto scambio di droga, c'era scritto solo omicidio quella sera, quella mattina, quindi io solo quello sapevo, non sapevo che c'era scambio, non sapevo niente, poi dopo successivamente ho scoperto, il giorno dopo, quando uscì al giornale, che era stato uno scambio di droga. No, la mia domanda era, alla luce della dichiarazione che io le ho letto, lei ha dichiarato di aver appreso da Bertoli che era stato proprio suo fratello a sparare, quindi lo conferma. Sì. Ritorniamo un attimo allo scambio di droga, quindi lei ne ha parlato con Piromalli, ne ha parlato con qualcun altro? Piromalli, mi ricordo quanti erano, che venivano nella comitiva mia e tutti gli amici suoi venivano a parlare così, parlavamo, insomma, non mi ricordo precisamente i nomi e le persone, però sì, erano Piromalli, Valerio Rispoli, tutte queste persone qua, Cristian Bertoli, e mi ha detto c'era stato questo scambio di droga, che poi non c'è mai stato. E non le hanno mai detto i motivi per cui non c'è stato lo scambio? Non mi hanno mai detto. Non lo penso, non l'avevamo trovata, non so, non c'era niente, non lo so. Le hanno mai parlato delle trattative di questo scambio di droga? No, io sapevo sempre come giornale, 70.000 euro per 15 kg di marijuana. Però lasci stare il giornale perché non ci interessa, stiamo facendo un processo, quindi cortesemente si attenga a quello che ha saputo, magari perché riferito da altri, certo. Però non riferisca. Ecco, ora lei ha parlato di 15.000 euro, 70.000 euro in cambio di 15 kg. Sì. Queste cifre lei le ha lette soltanto sui giornali oppure gliel'hanno riferito anche gli amici di suo fratello? No, me l'hanno detto pure amici di mio fratello. Ecco. Chi gliel'ha detto? Sempre gli stessi nomi, Piromalli, Rispoli, Bertoli, loro, quelli che sapevano più cose di me. Quindi le parlarono che erano questi i termini dell'accordo. Chi fosse la controparte dell'accordo non gli hanno mai detto? No, no, non li conoscevo manco loro mi sa li conoscevano, come gli altri ragazzi. Quindi no, non me l'hanno... Senta, lei dopo aver appreso la notizia del coinvolgimento di suo fratello nell'omicidio ha provato a contattarlo? A Valerio? No. La prima cosa che ho fatto è chiamare mia madre e mio padre, mio fratello. No, mia madre non l'ho chiamato, ho chiamato mio fratello e mio padre. L'altro fratello? L'altro mio fratello. Mm-hmm. Non ho altre domande. Le parti civili? Sì. Prego, avvocato Cincio. Buongiorno signor Del Grosso, sono l'avvocato Cincioni e assisto Anastasia Vigannik. Senta, pochissime domande. Ora lei rispondendo al pubblico ministero ci ha riferito di aver appreso dalla voce di, e ha fatto 3 nomi, Bertoli, Piromalli e Rispoli, dell'esistenza di questo scambio. Allora la prima domanda che le pongo è se lei ha ricordo di chi le disse cosa. Non so se sono stato chiaro, cioè se potesse raccontarci per favore i dialoghi che sono intercorsi con queste persone, attribuendo l'informazione che ha avuto dal singolo, ovviamente se lo ricorda. No, precisamente i dialoghi non mi ricordo, soprattutto i primi giorni quando parlavamo. Certo. Non mi ricordo veramente. Io mi permetto di ricordarle che è opportuno, assolutamente opportuno, che lei diversifichi le notizie per come poi le ha prese dai giornali rispetto a quello che invece è oggetto di sua, come dire, apprensione e di conoscenza da questi dialoghi.
Allora, magari per vedere se riusciamo ad aiutare la sua memoria, lei è in grado di ricordare il luogo dove eravate quando sono state fatte queste conversazioni, chi fosse presente? Stavamo sulle panchine dietro casa nostra, stavano delle panchine, stavamo là, parlavamo. E chi c'era? C'erano tutti gli amici miei che stavano con me quei giorni e poi... Chi sono, per cortesia, chi sono i suoi amici, i nomi dei suoi amici presenti in questa... Non... Ecco, un'altra richiesta, non affastelli le situazioni, ma cerchiamo di isolarle. La prima volta, cominciamo così, cerco di aiutarla nei limiti del possibile. Io sono solo in controesame, quindi qualche piccola diversione me la consentirete. Allora, la prima occasione nella quale vi siete confrontati su questo, che era, come lei stesso ha detto, ha avuto una reazione anche fisica, la comprendiamo perfettamente tutti, la prima occasione nella quale si è verificato il dato che suo fratello era coinvolto in questa vicenda e, mi consenta, e che questa vicenda era, come dire, lo sviluppo di questa che lei ha definito una trattativa, dove eravate e chi erano le persone presenti? Eravamo sulle panchine dietro casa nostra, stavamo là e c'erano amici miei, Marta, chi c'era? Non mi ricordo, c'erano quasi tanti amici miei, che eravamo tanti. C'erano Rispoli, Piromalli? Rispoli no, Rispoli non l'ho più visto, Rispoli, dico la verità, Rispoli non l'ho più visto, ho visto Piromalli. Ecco. Piromalli c'era. Allora mi interessa, cominciamo da questo, cosa le riferì Piromalli? Piromalli mi riferì che ci doveva stare questo scambio e poi non c'erano né i soldi né la droga, non avevamo preso loro non c'avevano manco la droga appresso, non c'avevano niente. Quindi lei sa, finisca, mi scusi l'ho interrotta, no, finisca la frase. Quindi lo scambio non c'è stato mai. Ok. Lei sa la ragione per la quale Piromalli era informato di queste notizie? È perché c'era pure lui nella storia, c'entrava pure lui. Era presente anche Piromalli? Certo. Le riferì Piromalli che ruolo ebbe in questa vicenda? Cioè le disse io ero lì perché? Perché c'aveva la macchina, doveva accompagnarli. Era lui che c'aveva la macchina e li doveva accompagnare. Doveva accompagnare chi? Mio fratello, chi c'era, Rispoli, quel giorno per fare lo scambio. Che erano, penso, mio fratello, Paolo Pirino, Rispoli e Simone Piromalli, loro quattro. Oh, senta, per quanto riguarda quindi la figura di Rispoli, mi sembra di capire che anche Rispoli fosse coinvolto in questa vicenda, in qualità che lei sappia di accompagnatore o con qualche altro ruolo? Penso... No, non mi consenta, no. Non mi riferisca a quello che pensa, ma mi riferisca a quello che sa. Sì, c'entrava. Che ruolo aveva Rispoli? È il tramite tra mio fratello e i ragazzi dell'altra parte. Lei conosce Princi Giovanni, ne ha mai sentito parlare? Mai sentito parlare proprio, mai. Lei ha parlato mai direttamente con... abita risposto, altro quartiere, ha detto no, non lo conosco. No, abita un altro quartiere lontano, quindi non conosciamo, okay. Non lo conosco proprio. Non avete... No, con l'Albani ci sono... No, non conosco nessuno. In un'altra circostanza diversa da quella di cui ci stava riferendo prima, lei ha avuto modo di parlare con Rispoli? Sì, qualche giorno dopo sono venuti loro a parlarmi e poi dopo non l'ho più voluto. E cosa le disse Rispoli? Sì, facciamolo finire, cortesemente facciamolo precisamente finire. Non mi ricordo, direi... Gli dispiaceva, ho visto la faccia, anzi Rispoli ha parlato poco, mi ricordo, la faccia disperata, l'ho visto e basta. Più Piromalli mi parlava, mi diceva che è successo questo è successo che sono andati là, loro avevamo visto i soldi, avevamo visto, ma come mi ricordo, avevamo visto i soldi e poi dopo dentro lo zaino i soldi però non c'erano più. Ok. E loro la droga non ce l'avevano, da come sapevo io, da come so io. Grazie Presidente, grazie. Grazie a lei. Altre domande delle parti civili? No. Quindi i difensori degli input... Anche come... Sì, certo. Lei c'ha la duplice, perfetto. Prego, Avvocato Menichetti. Sì, buongiorno signor Del Grosso, Avvocato Fabio Menichetti per la difesa di Paolo Pirino.
Senta, adesso ha fatto riferimento alla circostanza su domanda del collega, loro avevano visto i soldi, cioè chi vide direttamente i soldi? Piromalli e Rispoli. Piromalli e Rispoli. Videro i soldi? Da come mi hanno detto loro, sì. Da come mi hanno detto loro, poi non c'ero quindi non lo so. A parziale precisazione di quello che diceva prima, lei immagino che da lì abbia avuto contezza del fatto che quindi erano entrambi presenti. Tutte e due erano presenti, sì. Entrambi presenti. Entrambi presenti. Le raccontarono come si recarono sul luogo? No, con 2 macchine, mi hanno detto con 2 macchine. C'era Quindi... la macchina di Paolo e la macchina penso di Simone, che Rispoli ce l'ha, penso manco c'ha 18 anni, quindi Rispoli e Piromalli su un'autovettura e suo fratello e Paolo Pirino su altra autovettura. Senta, le voglio fare un'altra domanda, ma che tipo di rapporto c'è tra suo fratello e Rispoli e Piromalli? Amici di quartiere. Sì, ma sono amici di quartiere di vecchia data, sono dei buoni conoscenti, sono amici cresciuti. Aspetta. Sono invece persone che anche in forza del fatto che abitano nello stesso quartiere sono proprio cresciuti insieme, scuola insieme, comitiva insieme. Che tipo di amicizia, per quello che lei sa ovviamente, lega Del Grosso, suo fratello, a Rispoli e Piromalli? Penso con Rispoli lo conoscevo da un paio d'anni, penso, non da tanto. Con Piromalli un po' di più, mi ricordo che quando uscivano a 12-13 anni stavano sempre là tutti insieme, nella comitiva tutti insieme. E per quanto di sua conoscenza c'era una frequentazione assidua? Più con Piromalli. Più con Piromalli rispetto... Si trova molto meglio con Piromalli. Rispetto a Rispoli. Senta, invece Paolo Pirino fa parte, diciamo, ovviamente del patrimonio di amicizia, oppure no? Vedo che lei sta facendo no con la testa. Non tanto, non usciva con loro. Da quello che vedevo io non li vedevo mai tanto insieme. Quindi Paolo Pirino faceva parte proprio di un'altra, comitiva rispetto a quella di suo Valerio ci usciva, che sempre dello stesso quartiere, si trovavano bene, si conoscevano, stessa età, su per giù, 98 penso pure Paolo, quindi stessa età e quindi si conoscevano, però... E può anche qui più o meno dare un'indicazione, quant'è che più o meno si frequentavano in maniera un po' più... Andavano a periodi può essere si sentivano più settimane insieme, poi può essere per qualche mese non si sentivano, poi si risentivano, così facevano. Invece con Piromalli di più e Rispoli un po' di meno era un'amicizia sostanzialmente assidua. Certo. Ho capito. Guardi, non ho altre domande, grazie. Altre domande delle difese? Prego, avvocato Spinelli. Piccolo chiarimento, lei quando le è stato chiesto se lei conosceva questo Giovanni Princi ha detto no, non lo conosco, dice poi vive a Colli Albani e quindi è pure distante. Allora la domanda è questa puntuale, che vive a Colli Albani quando l'ha saputo lei? Quando l'ha preso dai giornali, gli hanno detto gli amici comunque dopo questi fatti, quando è uscito il nome di Princi? Sì. Allora. Poi, tutto quello che ci ha raccontato, diciamo siamo sempre sul tema, diciamo questa ricostruzione dei fatti, eccetera, veniva sempre da questi ragazzi, ma lei a un certo punto ha detto da un certo momento in poi, o perlomeno così mi è sembrato che stesse dicendo, da un certo momento in poi io ho mollato anche i rapporti con questi, non ne volevo più sapere. Quando è questo momento in poi? Penso una settimana, qualche giorno dopo che è successo l'accaduto, non ho più voluto vederli, frequentarli, perché sapevano quello che io non ero d'accordo mai a queste cose, lo sapevano loro. Che non ero d'accordo, che se me lo dicevano prima fermavo tutto io, ci pensavo io a fermarli tutti quanti. Perché a me queste cose non l'ho mai fatte, quindi... Un'altra precisazione, sempre rispondendo, non mi ricordo se alle domande del pubblico ministero, delle parti, lei ci racconta il primo momento in cui apprende questa cosa, il momento in cui tira pure la pizza per aria. Allora, prima c'è stata una telefonata con Christian, è Christian che telefona a lei? Sì, Christian. E lei capisce che cosa in quella telefonata? Che le deve dire qualche cosa che riguarda suo fratello? Sì, perché gli avevo chiesto 10 minuti prima dove stava Valerio. Quindi quando poi Christian viene, arriva al supermercato, sì.
E quindi lei collega la cosa di Sacchi con... No, me l'ha detto lui. Perché lo dice Cristian immediatamente. L'hai letta la notizia di oggi? E io ho detto sì, l'ho letta. Perché lei prima ha detto, ho letto la notizia di oggi, c'entra Valerio, sembrava quasi che lei avesse detto immediatamente ma c'entra Valerio o avesse chiesto... Ho visto la faccia preoccupata, ho visto quella faccia preoccupata che... Oh, quindi diciamo che questo collegamento l'ha fatto vedendo le reazioni e le risposte di Cristian Berto. La ringrazio. Altre domande? Senta, ma lei aveva notizie di un coinvolgimento di suo fratello, magari in attività di spaccio di sostanze? No. Sapeva se suo fratello... non ero mai d'accordo a queste cose. Ma lei che cosa sapeva di suo fratello? Che faceva uso di sostanze stupefacenti? Uso di sostanze stupefacenti sì, per esempio hashish e marijuana, però per esempio già cocaina, queste cose qua no. Non sono mai stato d'accordo io a queste cose. E sa se magari svolgeva per qualche amico? No, o svolgeva comunque che sapevo io che per quello che lei sempre, se facevano qualcosa ma tenevo nascosta, perché sapevo che io non ero mai d'accordo. Lei era contrario, quindi dice se anche l'avesse fatto non me l'avrebbe mai detto. Non me l'avrebbero mai detto nessuno. Sì, una precisazione. Le volevo chiedere, lei ha riferito che qualche giorno dopo, non subito dalla denuncia immagino, questo vorrei chiarito, vengono da lei Rispoli e Piromalli, e Rispoli era dispiaciuto, lei dice disperato e racconta questa storia dei soldi. Può cercare di sforzarsi di dirmi più o meno quando è avvenuto questo incontro? Il giorno dopo la denuncia, il 25, 2 giorni dopo? Che era venerdì. 25, ma sono venuti a casa sua? No, alle panchine. Alle panchine, cioè, ma sono venuti a cercare lei proprio per questo o vi trovavate insieme? Può essere venuto a cercare, sì, può essere. Io non l'avevo chiamati, non l'avevo sentito, può essere sono venuti loro da noi, oppure che il quartiere non è grande, sono pochi posti per stare insieme tutti quanti, e noi di solito siamo sempre là dietro, quindi e in questo racconto, perché lei ha detto che le raccontano, si parla di nuovo questo scambio, che avevano visto i soldi nello zaino ma poi i soldi non c'erano, ma è solo questo che le dissero o di che zaino stiamo parlando? Cioè io vorrei capire di che stiamo parlando. Avevo visto i soldi nello zaino, vabbè stavate parlando di questo. Sì, mi hanno detto che stavano dentro il pub, hanno fatto... quindi erano dentro il pub? Metà Princi ha fatto dei soldi dentro il pub, dentro lo zaino, non mi ricordo no, perché lei prima ha detto hanno visto i soldi dentro lo zaino e poi non c'era niente, no, per capire meglio, no? Quindi erano dentro il bar, Princi gli aveva fatto vedere i soldi dentro lo zaino. Gli aveva fatto vedere i soldi nello zaino. A chi? A Piromalli e a Rispoli. A Piromalli e a Rispoli, poi? E poi... Quando le dicono e poi non c'erano più, che vuol dire non c'erano? Nello zaino che hanno preso con mio fratello non c'erano. Nello zaino che hanno preso con mio fratello non c'erano più. Quindi chi l'aveva preso lo zaino? Quello non me l'hanno detto, manco loro non se l'aspettavano. No, lei ha appena detto, nello zaino che avevano preso con mio fratello non c'erano più. Era un altro zaino, sarà stato. Era un altro zaino. Sì, vuol dire che suo fratello è chi? È sempre Rispoli e Piromalli? No, mio fratello è Paolo. Pirino. Okay. Hanno preso questo zaino ma non c'erano più. Era un altro zaino. Era un altro. Non so se era lo stesso colore, insomma, non c'erano più soldi, era un altro zaino. E gli hanno specificato com'è che se ne sono resi conto di questo? Cioè, come dire, in che situazione hanno preso questo zaino? Cioè voglio dire, lei aveva appena preso, lei è andata a fare la denuncia con i suoi, poi prende questa cosa, è sconvolto ovviamente, no? Perché lei dice io disapprovo, mio fratello, avrei evitato addirittura io se avessi saputo, ecco. Quindi apprende che suo fratello è l'autore materiale di questa cosa, no? Allora, quando raccontano questa cosa, questa parte della storia, non c'è nessuna specificazione, lei non fa nessuna domanda, ma che è sto zaino, ma quando è successo che poi lo zaino non era quello? Rimane così? Sì, è rimasto così, ancora adesso è rimasta così come cosa. Quindi non sa neanche quando si accorgono che questo zaino non c'erano più i soldi? Quando hanno preso lo zaino mio fratello e Pirino, che hanno aperto lo zaino non c'era niente. E quando l'hanno preso suo fratello e Pirino gliel'hanno specificato che non c'era più niente?
Me l'hanno detto Piromalli e Rispoli, che quando che Valerio gli aveva detto a loro che quando aveva ma preso quando? è subito dopo che è successo, penso la notte, non mi ricordo, la notte stessa, dopo che è successo l'episodio. Aspetti. Subito dopo, la notte, faccio uno sforzo di memoria di quello che le hanno detto, io sempre con l'attenzione a quello che lei apprende da queste persone che ha indicato, quindi non sommiamo cose che lei apprende, ma lei la vicenda immagino è suo fratello, quindi ce l'avrà chiara. Comunque facciamo uno sforzo. Quella notte lei dice, Il 23, che vuol dire quella notte? Il 23 a notte, sì, il 23 a notte, dopo che Valerio ha preso lo zaino di Anastasia, penso che era lo zaino che era il suo, sicuramente è tornato giù da noi in comitiva dagli amici suoi e gli ha detto che è tornato giù dagli amici suoi in comitiva, che erano, dobbiamo ripeterlo perché sennò è importante per noi. A casa al monastero, sono ritornati a casa al monastero e si sono visti chi a casa al monastero? Suo fratello? C'era mio fratello, metà Manuel Incani e Manuel Incani, poi chi c'era? Piromalli e Rispoli, penso. Piromalli e Rispoli? Sì, penso loro, poi non so chi altri c'era. Si vedono lì? Si vedono là, gli hanno detto, e Valerio gli ha detto che dentro lo zaino non c'erano i soldi. Non c'erano quei soldi. Quindi aveva già preso lo zaino qualcuno? Sì, aveva già preso lo zaino, però dentro c'erano, penso un po' di... non c'era niente, qualche soldo, un po' di contanti, ma poco e niente. E poi di questo zaino le hanno detto che ne hanno fatto? Mi sa l'hanno buttato? Sì, l'hanno buttato. Non so, non mi ricordo. L'anno, quando dice l'anno, le usa sempre il plurale, però per noi, lo so che per lei è scontato, ma io ci tengo che lei mi precisi, no? Perché magari erano due anziché tre. L'hanno buttato, le hanno detto dove? No. Ma le hanno detto com'era sto zaino? Manco, no, niente. Non perché mi sa Rispoli, manco l'aveva visto, mi sa Rispoli e Piromalli non avevamo visto lo zaino. Manco l'avevamo visto quello zaino di Anastasia, avevamo visto quell'altro zaino dei Princi. Avevano quell'altro zaino, perché loro ritengono che era un altro zaino. Penso sì, perché se Piromalli mi ha detto che 5 minuti prima aveva visto 70.000 euro dentro lo zaino... Sì, però suo fratello... Allora, in una storia in cui queste persone si incontrano e dicono non ci sono i soldi nello zaino, e avevano visto lo zaino, chi lo prende? Lo zaino l'ha preso mio fratello, da Anastasia. Suo fratello da solo e non c'era nessuno altro? Che lei sappia, che le abbiano detto, se non gliel'hanno detto no. No, mi sa che anzi che gliel'ha strappato Paolo, da come sa. Paolo chi? Pirino. I soldi nello zaino prima chi li aveva visti? Piromalli e Rispoli. L'avevamo visti. C'è un nome comune o mi sto imbrogliando? Stavo seguendo il ragionamento. Simone Piromalli e Valerio Rispoli. Quindi Piromalli c'era prima e vede i soldi, quindi vede lo zaino. Vede lo zaino, dentro vede i soldi. Piromalli c'è dopo quando sono tornati. Dopo quando sono tornati esattamente, che si parla di un altro zaino. Sì. Che era, ce l'avevano ancora questo zaino? Esatto, no. Da come mi ricordo l'aveva già gettato, è già buttato. Suo fratello con chi l'aveva gettato? Stava in macchina con Paolo Pirino, quindi... Con Pirino. Questo io sto facendo questo giro, non so se per capire. C'erano due persone che avevano visto lo zaino o una persona prima e dopo per dire che è un altro zaino? O semplicemente che è lo stesso zaino che non ha i soldi? Mi ha capito quello che voglio dire? Sì, ho capito. Io penso che erano... Perché lei parla come se fosse un altro zaino. Sì, penso che sarà stato un altro zaino, che se lo scambio... Ma lo pensa lei? Non può essere lo stesso zaino che prima ci sono i soldi, poi l'ho levati, me li sono presi ed è lo stesso. Erano due zaini differenti, erano stati. Saranno stati due zaini... Ma gliel'hanno detto? Sì, no, non me l'hanno detto, non me l'hanno detto. Io questo quando le hanno parlato di altro zaino sto cercando di capire se è una deduzione sua, perché parla di altro zaino e non semplicemente, oh madonna, siamo andati ad aprire quello zaino e i soldi non ci sono più. Perché Piromalli aveva chiamato Valerio e aveva detto che ci stavano quei soldi dentro lo zaino. Vabbè, forse non ce lo dico. Sì, mi aiuti, se ha capito. Stiamo tentando di chiarire il nostro... perché lui insiste a dire altro, capito? Pardon? Sì, però torniamo. Allora, abbiamo fissato questi momenti sempre che le raccontano. C'era stato un momento in cui qualcuno era andato lì, Rispoli e Piromalli, dai racconti che le fanno, Certo. che era andato lì e aveva visto dei soldi dentro uno zaino. Sì.
Poi la cosa che le raccontano, vediamo se è questa, che suo fratello quando era tornato assieme o non assieme a Pirino, adesso lei non lo sa, non lo so mai. Comunque aveva detto che nello zaino non c'erano i soldi. Sì, ma hanno detto questo. È corretto? Giusto, questo. Dei racconti di suo fratello non diceva è uno zaino o è un altro zaino, si era limitato a dire nello zaino che ho preso non c'erano i soldi. Quello. È corretto anche questo? Sì. E quindi il giudice le stava chiedendo, e forse ci stiamo avvicinando a capirlo, questo fatto che erano 2 zaini è stata una sua conclusione o un'informazione che le danno Rispoli e Piromalli? La mia conclusione è stata. Era quello che volevamo comprendere. Quindi potrebbe trattarsi dello stesso zaino. Va bene, se non ci sono altre domande, grazie, può andare. Grazie. Ci sono domande? Scusi un attimo, aspetta. Allora, prego. Buongiorno signor Del Grosso, avvocato Marcucci, per la difesa di Valerio Del Grosso. Nel ricostruire la vicenda ha fatto in alcuni momenti un po' di confusione tra quello che ha supposto e quello che le è stato riferito. Rispetto al passaggio di chi ha visto i soldi e chi ne ha parlato poi con Valerio, allora lei ci ha detto prima che i soldi li avrebbero visti Piromalli, Simone e Valerio Rispoli. Successivamente le informazioni riguardo l'assenza dei soldi o comunque sia i particolari di quello che era accaduto, cerchi di ricordarsi bene, gliele ha riferiti Valerio Rispoli o Simone Piromalli? Piromalli. Simone Piromalli mi aveva riferito. Sì. Sì, c'è un formatore. Non ho altre domande. Sì, senta, la Corte le voleva chiedere, lei ha detto prima che Princi era all'interno del pub, scusate, e avrebbe visto questo zaino con all'interno del denaro, parecchio denaro, giusto? Sì, Piromalli l'ha visto lo zaino. Princi aveva lo zaino, sì. Princi aveva lo zaino, chi era con Princi? Piromalli e Rispoli. E Rispoli. Nessun altro? No, Per di quanto quelli che conoscevo io no, poi non so se c'erano amici dei Princi, chi c'era in quel pub, quello non lo so. Da come mi hanno detto loro erano loro 3. Va bene, grazie, può andare. Grazie. No, un attimo, scusi, ogni volta che dico può andare... Scusi Del Grosso, un'ultima precisazione perché poi prima ha un po' sfumato la risposta. Mi può cortesemente ricordare quali fossero i soggetti che avevano partecipato all'incontro successivo, diciamo, alla sottrazione dello zaino? A Casal Monastero. C'erano? C'era penso Simone Piromalli, Valerio Rispoli, c'era mio fratello, la ragazza pure che stava con mio fratello. Giorgia D'Ambrosio potrebbe essere. Sì, quella penso, e poi penso pure Paolo, perché Valerio è tornato. Paolo Pirino. Ecco, ma questo penso. Perché non poi... me l'hanno detto. Non gliel'hanno detto. Però da come è tornato è che lui non c'aveva la macchina ancora la sera. Allora le faccio un'altra domanda, può escludere che Paolo Pirino invece abbia accompagnato suo fratello dalla D'Ambrosio e poi sia andato altrove? Certo. Certo, lo può escludere o no? No. No, non lo posso escludere, certo. Ecco, nessun'altra domanda, grazie. Va bene, possiamo licenziare il testo, a questo punto può andare, grazie. Abbiamo altri testi, pubblico ministero? Chi? Butera Andrea.
Sì. Grazie. Scusi. Allora, diamo atto che il test ha prestato il consenso alle riprese video. Lei si chiama? Butera Andrea. Nato? A Roma il 17/08 del 1977. Deve dare lettura della formula che trova davanti a lei. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, deve rispondere alle domande che le verranno poste e deve dire la verità, altrimenti commette reato. Prego, pubblico ministero. Buongiorno. Buongiorno. Senta, lei conosce Del Grosso Valerio? Sì. Da quanto tempo? Penso da quando è nato. Perché frequenta il avevo quartiere? l'attività davanti a casa sua e veniva a prendere il gelato da bambino. Senta, attualmente, o meglio, nell'ottobre del 2019, in che rapporti eravate? Era un mio dipendente, lavorava da me in cucina. Può dire il nome del suo locale? Al dente. E andiamo direttamente al giorno relativo ai fatti per cui siamo qui oggi. Sì. Il 24 ottobre. Sì. Lei vede Valerio Del Grosso? La mattina verso le 10:30. Cosa succede? Ci racconti un po' quello che ricorda di quella mattina. Mi ha preso in disparte, era un pochino sconvolto e mi ha detto che aveva sparato a una persona. C'era qualcun altro con voi? Si è affacciato un attimo mio cognato, ma si è sentito poco Può dire bene. il nome di suo cognato? Ferdinando Papesso. Ora andiamo al dialogo che avete avuto lei e Del Grosso. Le dice questa frase? Lei come risponde? Come rispondo? Sono rimasto... Ecco, ci racconti oggi il dialogo che avete avuto quel giorno? Tutto il dialogo, non è che morivo, allora ci sono rimasto un attimino mi ha freddato. Le ha chiesto qualche particolare, come mai avesse sparato a una persona, come fosse accaduto un gesto del genere? Per una questione di marijuana. Ecco, una questione di marijuana. Ha aggiunto qualche dettaglio? Che c'erano 70.000 euro in palio e niente. Allora, deve Poi fare uno so. sforzo di memoria perché siamo qui per un omicidio, sì. Quindi è importante ricostruire nella maniera più precisa possibile gli eventi. Scusi, pubblico ministero, vorrei solo precisare al test che deve rispondere in relazione a notizie che anche ha preso da terzi ma non da organi di stampa. No, io cioè quello che lei ha letto sui giornali lasci stare. No, io sto dicendo quello che so che... Perfetto, grazie. Perché glielo ha raccontato Valerio. Certo. Quindi Valerio viene da lei, le dice ho sparato a una persona. Sì, era un po' scioccato e ho detto come mai no, perché... Come mai? Perché c'erano 70.000 euro di erba e non so come è andata a finire, poi io lì non c'ero, quindi non è che so. Io non le chiedo di ricostruire lei, io voglio sapere quello che le ha raccontato Valerio. Quindi lei parla... Si è sperata una persona perché dovevano fare questo movimento di 70.000 euro d'erba e non è andata a buon fine. Questo, un grande linea è questo. Le parole dopo... E le ha detto perché non era andato a buon fine questo scambio? Non mi ricordo, ti dico la verità, sono sincero. Le ha parlato di una colluttazione per caso? Sì, quello sì. Ecco, cosa le ha detto in proposito? Che la ragazza mi pare che gli ha dato una mazzata e loro per difendersi ha sparato senza volerlo, così non... Cioè la ragazza avrebbe dato una mazzata... Ricordo io signora, non mi ricordo. Certo. Dice, a me mi ha detto che la ragazza era quella che c'ha la mazzata a baseball. Senta, io procedo alle contestazioni. Lei, sentito il 5 novembre del 2019, con riferimento al dialogo che lei ha avuto con Valerio, ha riferito qualche particolare in più. È passato del tempo, quindi io ora le leggo le sue dichiarazioni e lei mi dice se le conferma. Che magari non è che mi ricordo proprio tutto quanto... Io prima devo fare un tentativo di fargliele ricordare in autonomia. Allora, chiedevo a Valerio ulteriori spiegazioni e lui mi riferiva: stavamo facendo uno scambio di marijuana di 15 kg in cambio della somma di euro 70.000. Questo l'ho detto adesso.
ascolti tutto. Poi qualcosa è andato storto ed è iniziata una colluttazione, prima con la ragazza presente e poi con gli altri. Poi ho notato uno dei presenti mettere la mano nei pantaloni, come per estrarre un'arma, quindi, visto che anche io avevo con me una pistola, l'ho estratta e ho sparato nella sua direzione. Ti giuro che non volevo colpirlo. Poi ho preso da terra lo zaino contenente il denaro e insieme a Paolo siamo scappati. Sì. Ora, io adesso me lo ricordo. Questo lo conferma. Sì, sì. Ricorda altri dettagli? Prima di continuare nella lettura in aiuto alla memoria vorrei che le... Poi Valerio le avrebbe riferito: scappo in Brasile, tanto abbiamo 70.000 euro. Sì, questo me lo ricordo. Sì, questo sì. Quindi Valerio le confessò di avere con sé il denaro. Sì. Le disse qualcos'altro su dove avesse conservato il denaro? Non me l'ha detto, né quello né altre cose. E quando Valerio le parlò del Brasile, lei come reagì, cosa gli consigliò? Gli ho detto: ma dove stai andando? E mi sono messo a ridere, diciamo, che stai a fare? Gli ho detto: dove vai in Brasile? Gli ho detto: poi Dio la tua madre subito, entro stasera, se no glielo dico io. Però la mamma la sera alle 8:30 mi ha chiamato dal commissariato, che già lo sapeva. Quindi lei gli aveva detto che se non... Che non l'avrebbe detto alla madre, gliel'avrei detto io, perché non riuscivo a tenere un segreto del genere, era troppo grosso. E dei soldi invece ne avete parlato? I soldi non so dove stanno, ho detto solo questi 70.000 euro, ma poi il Dino ce l'aveva con noi. Senta, dopo la vostra chiacchierata, Valerio cosa ha fatto? Si sentiva poco bene, è andato a casa. Ricorda l'orario? 11:15, 11:20 all'incirca. Sulla pistola le ha spiegato qualcosa? Ha aggiunto qualche dettaglio? Non mi ricordo, di la verità. Non ho altre domande. Buongiorno signor Butera, l'avvocato Cincioni. Buongiorno. Per la signora Kilemnik. Senta, una precisazione. Rispondendo alla domanda del pubblico ministero, lei ci ha riferito di aver appreso che la ragazza avesse una mazza da baseball in quell'occasione? Io sì, mi pare di sì, che mi ha detto dunque la ragazza che diciamo ha cominciato alla lite. Con una mazza da baseball? Mi pare di sì. Ok, grazie. Però non mi ricordo, sono passati 6-7 mesi comunque. No, certo, converrà con me che però non è che proprio tutti i giorni uno riceve delle confidenze di questo tipo, quindi è probabile che ti abbia un buon ricordo, insomma, non le ha raccontato di una sera No, in pizzeria? infatti ho cercato di cancellarlo perché sono ancora gli incubi, dico la verità. Quindi in questi incubi... Sì, no, io sto facendo domande, però insomma non ricordare, Presidente, francamente. No. Quindi c'è questa mazza da baseball nella disponibilità della ragazza. Le ha raccontato che cosa ci ha fatto con questa mazza da baseball la ragazza? Ha cominciato a dare mazzate, penso. No, penso no, mi perdoni. Lo sa o lo pensa? Lo sa perché gli è stato detto? Mi pare che questa ragazza ha preso la mazza e ha cominciato a scagliarsi contro i due ragazzi e loro poi si sono difesi. Poi non... Ok, grazie. Un altro passaggio. Questi 70.000 euro. Del grosso le dice: scappo, vado in Brasile perché abbiamo 70.000 euro. Sì. Se ho compreso bene, quando lo ha visto lei non aveva nulla con sé. Io non li ho visti.
lei per caso ha domandato dove li hai messi, dove li tieni? Quando parlando della eventualità che lei avrebbe avvertito la madre se non fosse stato lo stesso Del Grosso a farlo, Sì. Ci fu qualche, come dire, parte della conversazione che abbia riguardato queste somme? No, non gliel'ho chiesto e non me l'ha detto. Grazie. Prego, avvocato. Budera, buonasera. Buongiorno, una domanda velocissima. Senta, in riferimento a questo episodio, inizialmente, nel momento in cui il Del Grosso l'ha vista per la prima volta, e poi ovviamente le racconterà, si ricorda come si è espresso? Richiamando la sua attenzione. Ecco, io una velocissima contestazione in ausilio alla memoria. Appena sceso dal veicolo, Valerio mi veniva incontro proferendo testuali parole: ho fatto una cazzata, ti devo parlare. Andrea, ti posso parlare? Ricorda che erano quelle? Come no, benissimo. Nessun'altra domanda, grazie. Altre domande delle difese? Dunque, lei è arrivato verso le 10:30, ci diceva prima? Lei? Sì, di circa. Valerio sa quando era arrivato più o meno? Non lo so, di solito arrivava per le 7 al lavoro. Aveva iniziato a lavorare? Sì. Era vestito da lavoro? Sì. Quindi, diciamo, come era vestito? Glielo dica un po' a... Da lavoro, uno c'ha tutti i giorni, la giacca, i pantaloni e le ciabatte. Cioè c'è una sorta di, prima mamma ci ha detto la divisa, adesso c'è... la giacca, o con la giacca o con la maglietta a maglie corte, dipende quale... Quelle bianche da pasticcere? Sì. Era quello che volevo sapere. Quindi era arrivato, si era spogliato... Io l'ho visto vestito da lavoro. L'ha visto vestito da lavoro. Diciamo... Poi lei arriva e Valerio subito viene verso di lei per dirle questa cosa. Sì, era abbastanza sconvolto in faccia e le racconta questo fatto che era accaduto. E in quel momento lei gli dice di andarsene, di andare dalla madre. Che cosa gli dice lei a Valerio? Di andare a gli ho detto vai a dire a tua madre, di avvertire la madre, certo. E dice pure che se non lo fa succede qualche cosa. No, ci dica proprio... Ho detto se non glielo dice stasera glielo dico io, ma alla mamma alle 8:30 mi chiama a casa dal commissariato, quindi... Questo ci era già raccontato, poi lei ha compreso. E quindi è lei che invita Valeria ad andare via, insomma, ad andare dalla madre... No, lui ha detto Andrea mi sento male e me ne vado a casa. Ma poi l'ha risentito nel corso del pomeriggio? L'ho chiamato dopo pranzo, sì. L'ha chiamato dopo pranzo. L'ha chiamata dopo pranzo che Valerio che cosa le ha detto che stava facendo e dove stava? Stava mangiando a un ristorante non so dove. A Roma però? Sì. Gli dice con chi era Valerio, se stava con qualche... Non mi ha detto niente, con chi era non me l'ha detto. E che cosa vi siete detti? Cioè, lei che cosa gli ha detto? Ha chiuso subito la conversazione. Ma lei che cosa gli stava dicendo? Allora... E allora che stai a fare? Che stai a fare? Mi ha attaccato subito il telefono. Dopo un po' attaccato. Anzi, subito il telefono o gli ha detto... 30 secondi neanche. E in quei 30 secondi che vi siete detti? Niente di... Cioè, era lei che parlava, lui gli ha dato qualche altra informazione, gli ha detto semplicemente dove stava? No, mi ha detto sto a mangiare al ristorante, ci sentiamo dopo, ciao, boom, e poi ha spento il telefono. Senta, prima quando lei ha raccontato questa vicenda, diciamo, del fatto che Valerio le avrebbe detto che questa ragazza aveva una mazza da baseball, poi il PM le ha fatto una contestazione in cui questo particolare non c'è, questo della ragazza mi sembra che all'epoca mi disse così. Faccia finire la domanda.
Qui avete tutti quanti la cosa che non fate finire né le domande né le risposte, invece siete la andati prima volta, vi dico la verità. Ma non ce l'avevo con lei. Allora, torniamo diciamo a quel racconto. Lei oggi aveva l'idea, no, che Valerio le avesse detto che la mazza in mano ce l'aveva la ragazza e che aveva anche dato le mazzate a chi era. Mi sembra di sì. Le sembra di sì. Però prima il PM le ha letto quello che lei aveva raccontato e obiettivamente questo particolare importante non c'è. E quindi facciamo uno sforzo di memoria. È possibile che questo particolare importante non gliel'ha detto Valerio? No, non ho parlato con nessun altro io. Sì, dico, però allora facciamo ancora meglio. Visto che si parla di una mazza da baseball, e visto che questa mazza da baseball è stata raccontata da tutti i giornali successivamente, nei mesi successivi, è possibile che lei ha sovrapposto oggi quel ricordo ad allora? Non gli so rispondere, può darsi, ma non mi sembra. Senta, lei quando quando ha iniziato il suo racconto, ha detto, le prime parole che ha detto quando Valerio arriva e le dice questa cosa abbastanza tremenda, mannaggia quanto mi dà fastidio sto coso, lei testualmente ha detto: sono rimasto scioccato. Sì. Allora questo è quello che le voglio chiedere, cioè arriva Valerio, le dice che ha ucciso una persona, lei in quel momento in che situazione psicologica è? Non ci stava a capire niente, di la verità. Non ci stava a capire niente. Senta, ha parlato anche prima di suo cognato, io non sapevo che era suo cognato, Papessa, sì, che sarebbe Papessa. Anche il suo socio. Perfetto. Che abbiamo sentito. Che noi abbiamo già sentito. Papessa si è avvicinato, ma lui si è sentito male peggio di me, se ne è andato dentro all'istanza. Ci ha raccontato pure Papessa. Diciamo però, che cosa succede? Valerio arriva da lei, l'ha detto prima a me, che l'ho detto io al mio cognato. L'ho chiamato, lui, no, non voglio sentire, se ne è andato dentro, che era diventato bianco cadaverico. Ma lei poi ha raccontato a Papessa che cosa le aveva detto Valerio? Certo, dopo in privato io l'ho raccontato. L'ha raccontato. Diciamo, tutti i particolari di quello che più o meno le ha detto Valerio, mi ha detto che ha ucciso una persona. Sinceramente a me quella mattina non mi ha detto che ha ammazzato una persona, ha detto che ha sparato una persona. Non lo sapeva neanche lui, se l'aveva preso su un braccio, su una gamba. E questo era l'ultimo particolare che le volevo chiedere, ma stavo su un'altra questione, cioè stavo su Papessa che si agita anche lui, insomma è stato un... non capita mica tutti i giorni. Si figuri, guardi, quello lo comprendo perfettamente. Io pure adesso sinceramente mi sto sentendo male, dico la verità. Spero che non sia io. Vuole sospendere un attimo? No, se proprio continui. Le volevo chiedere questo. Questa sua situazione era anche perché, insomma, che rapporti ci aveva con questo ragazzo? Come si comportava questo ragazzo quando stava al lavoro? Un lavoratore, aveva molto estro, poi ci lavoravo strettamente a contatto, quindi lavorava in cucina con me. Era bravo al lavoro. Allegro, simpatico, scherzava sempre. Senta, ma lei ha detto che lo conosceva da bambino Valerio. Io sono locale da 21 anni là. E Valerio ha più o meno quell'età, quindi insomma l'ha visto nascere. Allora, nel quartiere Valerio era un ragazzo ben voluto, era un ragazzo che aveva una cattiva... No, mi faccia finire la domanda, se no non comprendo. La domanda era un ragazzo ben voluto, era un ragazzo problematico, era un ragazzo... Com'era? Un ragazzo normalissimo della sua. L'ultima questione. Ricorda se Valerio le ha detto io non volevo colpire? Sì, mi pare di sì. Addirittura se gliel'ha detto, diciamo, come dire, giurando che era la verità? Come gli ripeto, era molto sconvolto. Quando mi ha detto Andrea ho sparato a uno, ma lui non sapeva neanche di averlo preso cioè non sapeva se aveva presa la vetrina, se aveva preso un braccio, se aveva... No. Questo va bene, ma dico,
Se per aiutarla le dico che la frase testuale di Valerio è "ti giuro che non volevo colpirlo", è possibile che gliel'ha detta? Sì. La ringrazio, non ho altre domande. Ci sono altre domande? Prego. Sempre per quello che ha preso da Valerio, di questi 70.000 euro che aveva, con precisione, che cosa ha detto? Solamente quello, che avevano 70.000 euro. E cioè, dicendo per me era una ragazzata quella, scappiamo in Brasile, ma non ho capito il collegamento tra... ragazzano, no, ragazzano. Non ho capito il collegamento tra la ricostruzione che fornisce Valerio e questi 70.000 euro, cioè Valerio le avrebbe detto la ragazza ha usato la mazza da baseball, noi ci siamo difesi, io ho sparato per difendere. E hanno preso questa borsa con i 70.000 euro. E abbiamo preso questa borsa con i 70.000 euro, cioè come se le fosse capitato casualmente? No, penso... Abdullah ha detto che c'era la borsa con i 70.000, cioè io ho 70.000 euro. No, casualmente il fatto che prendeva la borsa, sì, ma che lui sapeva... Questo è il Presidente, vabbè. Dico, la borsa non la prende casualmente perché sta lì che è della ragazza, no? Questo riferisce, però voglio dire, lo fa per ritorsione o questa borsa conteneva del denaro in relazione allo scambio di qualche cosa? L'abbiamo detto prima. Le ha riferito Valerio, scusi mi sono persa io un attimo. Era una compravendita di erba e... Ah, la compravendita di erba, ma con questa ragazza? Sì. Io penso che c'è stata questa ragazza, poi gli altri non è che... Quello che è morto e quell'altro principe. Però io non è che stavo lì che posso sapere. Perché lei ha detto Valeria era scioccato, c'erano 70.000 euro di erba. Però sono io che non riesco a capire il collegamento che... Io non ho detto Valeria è scioccato che sono 70.000 euro di erba. Io ho riscritto così prima, lei ha detto c'erano 70.000 euro di erba, no? Ma poi lo risentirò. Però, dunque... Perché dovevo fare questo movimento di 70.000 euro di erba che non era andata a buon fine. L'ha detto lei? Sì, quello che ho sparato a una persona perché devo fare questo movimento di 70.000 euro di erba che non era andata a buon fine. E tutto questo glielo dice immediatamente dopo il discorso della mazza. Per quello hanno avuto una collottazione, se non è andata a buon fine è normale che... Cioè, hanno litigato per quel motivo, penso. Quindi la lite sarebbe avvenuta perché la trattativa non era andata a buon fine, ma che lei sappia, Valerio era... No. Allora, messa così la cosa altera un po' le risposte del testimone. Ha detto che c'era il movimento d'erba che non era andato a buon fine e che c'era stata questa colluttazione, questo ha detto. Se vuole vi leggo... Sì, me lo può rileggere? Perché le ho lette prima... Che ha confermato. Quindi le leggo lentamente perché le aveva confermato. Le ha confermato. Al microfono. Dunque, chiedevo a Valerio ulteriori spiegazioni e lui mi riferiva. Stavamo facendo uno scambio di marijuana di 15 kg in cambio della somma di euro 70.000. Io mi fermo a ogni frase, quindi questa è la conferma. Poi qualcosa è andato storto ed è iniziata una colluttazione, prima con la ragazza presente e poi con gli altri. Poi ho notato uno dei presenti mettere la mano nei pantaloni, sì, questo. come per estrarre un'arma, quindi
Visto che anche io avevo con me una pistola, l'ho estratta e ho sparato nella sua direzione. Ti giuro che non volevo colpirlo. Poi ho preso da terra lo zaino contenente il denaro e insieme a Paolo siamo scappati. Scappo in Brasile, tanto abbiamo 70.000 euro. Queste sono le dichiarazioni che lei prima ha confermato. Vuole aggiungere qualche ulteriore dettaglio? Il Presidente le stava chiedendo... Deve aggiungere altro a riguardo? No, le volevo chiedere, ma lei conosce Valerio da bambino, ma sa se è accorto per caso, se ha notizie se lui assumeva sostanze stupefacenti? No, non ne ha notizie. Sa se era coinvolto in qualche traffico di piccolo spaccio? No. Io sono rimasto scioccato quando lo Lei è rimasto scioccato, quindi non ha chiesto nulla, cioè in relazione a questa trattativa che era andata male? No, non ha voluto approfondire ulteriormente, non ha potuto, non ha voluto approfondire ulteriormente. Non ho potuto perché lui era molto agitato e neanche ho voluto perché non sapevo che dire, la verità. Ah sì, e dell'arma lei ha chiesto nulla? Non l'ho mai vista, Era la prima volta, lei non l'ha mai vista? Mai. Neanche, diciamo, ha notizie, Valerio ha detto qualcosa di quest'arma? E lei sapeva se Valerio aveva disponibilità di armi, se era solito andare in giro con armi? Non sapevo niente di assolutamente. Ha detto che era come un fulmine per a quanto sereno, a sua conoscenza era un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore sostanzialmente. Va bene. Altre domande? No, grazie. A lei. Posso? Prego, si può allontanare. Allora, abbiamo finito i testi che erano previsti per oggi. Altri due, allora scusate, devo fare una telefonata in presidenza, un attimo. Sì. 10. Sono 10. 10 minuti però, così. Un attimo. Riprendere e far accomodare chi è in Cani il prossimo? Grazie. Ah, i detenuti stanno qui comunque. Collegamento, sì. Pirino l'abbiamo sempre collegato, quindi possiamo riaprire il video. Perfetto. Benissimo, sì, lo vedo, grazie. Lei presta il consenso alle riprese video? No. Non presta il consenso. Lei si chiama? Incani Manuel. Allora, non presta il consenso, scusi Piera, ha ragione, ho chiuso il microfono. Allora, il signor Incani non presta il consenso alle riprese video, lei si chiama, abbiamo detto, Incani Manuel? Sì. Nato? Roma, 11 gennaio 99. Benissimo, deve dare lettura della formula che trova avanti a sé. Quella sì. Questa? Sì, dovrebbe essere la stessa, va. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, lei dovrà rispondere il vero alle domande, altrimenti commette reato. Ha capito? Prego. Prego, pubblico ministero. Se vuole può togliere la mascherina. Ah, si può levare la mascherina. Perché così la sentiamo tutti meglio. Dunque, le chiedo anzitutto se lei conosce Valerio Del Grosso e da quanto tempo. Sì, lo conosco da anni, mo non so dirgli a precisione, ma da tanto. Siamo come fratelli. Quindi c'è uno stretto rapporto di amicizia fra di voi, vi sentite quotidianamente? Vi sentivate? Sì, tutti i giorni. Uscivate anche insieme? Sì. Il vostro gruppo di amici da chi è composto? Io, Cristian Bertoli, Simone Piromalli, Alessandro, un altro amico nostro. Può dire il cognome? Patrignani, Alessandro Ciro Patrignani. Chi altro? Luca Ribrandi, non eravamo tanti nel gruppo. Senta, andiamo direttamente ai fatti del 23 ottobre, per cui siamo qui
qui oggi, lei quella sera ha visto, ha incontrato Valerio Del Grosso? Dopo l'avvenuto. Allora, cerchiamo, verso che ora lo ha incontrato, lo ricorda? Era più tardi di mezzanotte, credo. Sì, verso l'una, mi sa, pure le 2. Ma prima è stato contattato telefonicamente? Come vi siete incontrati? Vi siete dati appuntamento? Sì, ci siamo chiamati. Chi ha chiamato chi, lo ricorda? Lui ha chiamato a me. Potevano essere le 11 di sera, io qui ho gli atti. Sì, credo di sì. Non ricordo bene perché Quindi è passato. Valerio Del Grosso la chiama, cosa le dice? Di incontrarci. Mi aveva detto di incontrarci e ci siamo visti a Torraccia, un quartiere a fianco casa del monastero. Dopo quanto tempo? Dalla telefonata? Poco, mezz'ora, 20 minuti. Quindi le dà appuntamento a Torraccia e lei Io sono andato. era con qualcuno o è andato Io da ero solo? con la mia ragazza, ma quando sono arrivato... Può dire il nome della sua ragazza? Nicole Kshonskiewicz. Quindi lei va a questo appuntamento e Valerio Del Grosso viene da solo o in compagnia di Da qualcun solo. altro? Viene Era da solo? Era solo. E come arriva? Io in verità l'ho trovato lì, stava lì con la macchina. Mi stava aspettando. Che macchina? La sua 500. Lui ha una 500? Sì. Di che colore? Grigia. Senta, quindi le nota questa macchina, una 500, e Valerio fuori dall'auto quando è arrivato? Fuori dall'auto. Sì, la macchina poi la conosco perché, insomma, ripeto, come fratelli siamo. Mi dica un po' in questo incontro che cosa... Lei ha detto è avvenuto dopo i fatti. Ora, al momento della chiamata Valerio cosa le ha detto? Vediamoci urgentemente. Urgentemente, quindi vi incontrate, lei trova già Valerio sul posto, e cosa fa Valerio? Cosa vi dice? Io l'ho trovato lì abbastanza spaventato e mi ha chiesto, cioè lui non sapeva, mi ha solamente detto ma ho fatto una cavolata, ho sparato, però non so se l'ho preso, non so, cioè lui... Io quando l'ho visto era spaventato e non sapeva se l'aveva preso effettivamente o no, cioè a parer mio quindi non lei era dice sua che aveva intenzione sparato una sparargli persona addosso. e lei gli ha fatto qualche domanda, lei sapeva quella sera Valerio dove doveva andare? Io sì, lo sapevo, ma... E cosa sapeva? Io sapevo della trattativa. Ok, mi dica, quindi facciamo un passo indietro, quindi già al momento in cui lei incontra Valerio già sapeva quella sera cosa doveva andare a fare, ho capito bene? Sì. Di questa trattativa, da quanto tempo se ne parlava nel vostro gruppo di amici? Da poco se n'era uscito Valerio Rispoli questa cosa. E cosa aveva detto Valerio Rispoli di questa trattativa? Che c'era il ragazzo che gli serviva... E il nome di questo ragazzo chi? Qual era? Giovanni Princi. Quindi Valerio Rispoli le racconta che c'era Giovanni Princi interessato a una compravendita di cosa? Esattamente. Di marijuana. Le dice anche il quantitativo? 12-13 kg, non ricordo bene. 12 o 13 kg parla. Le dice anche a che prezzo sarebbe stato venduto? 70.000 euro. 70.000 euro. Senta, e questa sostanza stupefacente chi la doveva fornire? Sto Giovanni Princi aveva chiamato a Rispoli e sto Valerio Rispoli per fare... Allora, Giovanni Princi era interessato all'acquisto. Esatto. E Valerio Rispoli era un soggetto, le ha detto che è un suo amico di comitiva, è un soggetto che aveva la disponibilità di questi quantitativi No, di... disponibilità non ce l'aveva. Quindi doveva fare da intermediario. Esatto. Chi doveva fornire questa sostanza stupefacente? Questo non lo so, perché alla fine... Non ne avete parlato? Non c'era, sta marijuana non c'era. Allora, andiamo con ordine. Si parlava di questa trattativa, quindi andiamo prima del 23 ottobre. Voi già tra di voi parlavate di questa trattativa. Senta, oltre a Princi, avevano detto anche... Avevano mai parlato del coinvolgimento di altre persone? No.
Quindi ogni volta che si parlava della trattativa la controparte era sempre solo Giovanni Princi. Chi è che teneva i contatti con Princi? Soltanto Valerio Rispoli o anche altre persone? Rispoli e basta. Cos'altro gli ha detto di questa trattativa? Lei ha detto io sapevo cosa andavano a fare. Io sapevo perché Rispoli una sera stava con me e sto Giovanni gli mandava i messaggi su Wicker, se non mi sbaglio. Wicker. E quindi sentivo... Ma quella sera o qualche sera prima? No, sere prima. Non ricordo bene ovviamente, però... Quindi lei aveva assistito a questo scambio di messaggi, ha avuto modo di leggere il contenuto o di apprenderlo sul momento, il contenuto di quei messaggi? No, sentivo i messaggi che mandava Giovanni a Valerio, era pure abbastanza che gli serviva urgentemente, perché Rispoli ovviamente non era riuscito a rimediare la marijuana. Quindi c'era una certa pressione da parte del Princi, ma aveva motivato come mai questa urgenza? Dice che aveva la dovata a delle persone che stava facendo fare delle figuracce. Stava facendo fare delle figuracce, che altro ha aggiunto sul punto? Basta. Quindi Princi a sua volta rappresentava un'altra controparte ben più... parlava al plurale Princi, ha detto a più persone che lui stava facendo fare una figuraccia. Dopodiché, quindi mi pare di capire che i contatti erano fra Princi e Rispoli. Ora io vorrei capire com'è che dal Rispoli si arriva al coinvolgimento del Grosso e Pirino. Perché? Perché siamo un gruppo d'amici, Rispoli ha riferito a chi? Cercava di rimediare sta marijuana e ha riferito a tutti noi, anche a me l'aveva riferita sta cosa. Quindi lui riferisce cerco questi chili di marijuana. Chi mi può aiutare? Chi mi può aiutare? E chi si è offerto di aiutare Rispoli? Valerio. Soltanto Valerio o anche poi Paolo Pirino? Sì, pure lui c'era in mezzo. Quindi loro due si offrono. Nell'offrire aiuto, cioè dicono di avere già la disponibilità della sostanza stupefacente o no? Questo non lo ricordo. Perché dato che Rispoli aveva chiesto a più persone di aiutarlo, immagino che le altre persone che non hanno risposto era per o mancanza di volontà o mancanza dello stupefacente che interessava al Princi. Stupefacente non c'era. Valerio e Paolo, lei mi dice oggi, si offrono di aiutare Rispoli e quindi di prendere parte alla trattativa. Se io prendo parte a una trattativa è perché evidentemente, o mi dica se io sbaglio, ho la disponibilità di quella stupefacente. La marijuana non c'era. Non l'avevano, lei quando dice non c'era intende che non l'avevano materialmente disponibile Valerio e Paolo? Esatto. E nemmeno Rispoli. Però a un certo punto avviene questo appuntamento, l'incontro, lei ha detto sapeva che quella sera si dovevano vedere. Come mai viene fissato questo appuntamento? Non lo so, questo non so. Lei sapeva che Rispoli, lei sapeva dal Rispoli? Io sapevo solo di quella sera, ecco, mi dica cosa sapeva. Che gli serviva sta marijuana per sto Giovanni Princi, che a sua volta serviva per altre persone. Sapeva che si sarebbero visti quel giorno, sì. Quindi? E il dove lo sapeva, il luogo dell'appuntamento? No. Quindi... Immaginavo che era da quelle zone. Quindi sapeva che c'era un appuntamento, le hanno mai riferito chi avrebbe dovuto prendere parte e se sì chi avrebbe dovuto prendere parte all'appuntamento? Lei finora ha parlato solo di Princi. Rispoli doveva andare anche in compagnia di qualcun altro che le sappia? Rispoli, Valerio, Paolo e c'era pure Simone Piromalli. Lei ha mai avuto modo di parlare prima di quei fatti con Simone Piromalli? No. Non c'è un rapporto d'amicizia fra di voi? Sì, c'è sta, però ultimamente no, vabbè, abbiamo litigato per altri motivi. Però
No, a quei tempi non lo sapevo, io stavo con la mia ragazza quella sera. Quindi lei sa di questo appuntamento, quella sera prima lei ha avuto modo di sentire Rispoli, Valerio Del Grosso, Paolo Pirino? Non ricordo, ma non credo. Io sapevo di questa cosa, dell'appuntamento, io poi stavo con la mia ragazza e poi non ho saputo più niente, ho sentito solo la chiamata di Valerio. Allora, poi alla chiamata di Valerio e dopo io vorrei ancora ricostruire quello che lei sapeva di quella sera. Quindi lei sapeva che lo stupefacente non c'era, è corretto? Sì. Ho capito bene fino a ora. Cioè, lo immaginavo. Perché lo immaginava? Perché io non c'ero. No, ripeto, però se io immagino un qualcosa è perché lo desumo da determinati... Mi faccia fare la domanda e poi mi risponde. Se io immagino qualcosa è perché o c'è qualche parola che mi dice qualcuno e allora lo desumo da quelle parole, o perché vedo determinate cose. Lei perché immagina che quella sera il suo gruppo di amici non aveva lo stupefacente? Perché i 13 kg di marijuana non si rimediano così. Soltanto per questo o perché aveva sentito frasi particolari da parte dei suoi amici? Non c'erano neanche i soldi, quindi... Un attimo, ora ai soldi ci andiamo in un secondo momento. Quindi lei sa dell'appuntamento e nessun altro dettaglio. Ma il ruolo che ognuno avrebbe dovuto rivestire in questa trattativa, gliel'hanno mai spiegato, gliel'hanno mai detto? Cioè cosa avrebbe dovuto fare Rispoli, cosa avrebbe dovuto fare Pirino, cosa avrebbe dovuto fare Del Grosso, non gliel'hanno mai detto? No. Non ricordo non ricordo che qualcuno mi hanno detto quello che dovevano fare, cioè io pensavo che da qualche parte l'avessero, ma sapevo che però non mi sono messo a chiedere, a fare, perché non era una cosa di mio interesse. Tutto qua. Va bene, andiamo alla sera del 23. Lei riceve questa chiamata da Valerio, quindi lei va a un appuntamento consapevole che Valerio veniva da un appuntamento di un certo tipo. Mi può ripetere di nuovo al telefono Valerio cosa le ha detto, che tipo, come le è apparso, se era preoccupato, tranquillo? Preoccupato, infatti io dopo 20 minuti così, manco mezz'ora, 20 minuti così, io l'ho raggiunto subito, ho preso, stavo con la mia ragazza, ma ho sentito amico mio preoccupato, ho detto fammi andare a vedere che è successo, dato che sapevo. Ma lei perché ha pensato che era preoccupato? Ha detto qualcosa nell'immediato? Perché lo sentivo dalla voce, lo conosco da anni, lo sento se una persona c'è qualcosa che non va. E vi incontrate e lei lo trova lì. Cosa le dice una volta che vi vedete di persona? Ma non so, ho alzato il braccio, ho sparato, non so dove l'ho preso, non so se l'ho preso, mi sono messo paura. Quindi le dice sin da subito a chi aveva sparato? No. Glielo spiega? Lui mi ha solamente detto che si è messo paura perché, ovviamente adesso so il nome perché lo so, Luca... No, andiamo a quello che le racconta quella sera. Ho alzato il braccio, ho sparato, non so dove ho preso questa persona, lui non lo sapeva il nome di questa persona perché non lo conosceva. Mi ha detto mi devi fare un favore, per favore senti, dato che c'erano anche Rispoli e Piromalli. Lei ha detto che non lo conosceva, come fa a sapere che Valerio non conosceva Luca Sacchi? Perché non lo conosceva, lo so, abbiamo le stesse amicizie, non lo conosceva, se lo conosceva avrei saputo. Ma le ha detto come mai aveva sparato a questa persona? Perché Luca era avanzato contro di loro e stava alzando le mani su Paolo. Lui si è spaventato, ha alzato un braccio, ha sparato, però lui a me ha detto mi devi fare un favore, devi andare, dato che Rispoli e Piromalli erano presenti, devi andare da loro due, gli devi chiedere dove l'ho preso, se l'ho preso, fammi sto favore. E io sono andato da Simone, da Piromalli e da Rispoli e gli ho chiesto che è successo, Simone mi ha detto ma
non so dove l'ha preso, ma io ho visto per terra e non si muoveva. E poi questa circostanza voi l'avete riferita a Valerio? Sì, io gliel'avevo riferita. Quando? Non mi ricordo se subito dopo o il giorno dopo. Perché lei, quando ha avuto la conferma che la persona colpita da Valerio purtroppo era rimasta a terra, già vi eravate salutati con Valerio. Lei incontra dopo il Piromalli, ho capito bene? Sì. Andiamo ancora al primo incontro con Valerio. Le racconta qualcos'altro della dinamica? Come le racconta perché questo ragazzo reagisce e attacca due ragazzi? Paolo era sceso dalla macchina, se non sbaglio aveva dato con una mazza da baseball una mazzata a Anastasia, e quindi lui, essendo fidanzato... Allora, lei ora parla di Anastasia. Io devo fare una precisazione. Lei il nome Anastasia lo ha preso dopo o glielo ha riferito quella sera Valerio? L'ho preso io dopo. Quindi quella sera Valerio le parla di una ragazza. E le dice perché Paolo dà una mazzata a questa ragazza? Per levargli lo zaino? Glielo ha detto Valerio? Soldi, ma non c'erano soldi. Un attimo, glielo ha detto Valerio quella sera? Sì, se non mi sbaglio sì. Non ricordo bene perché è passato un po' di tempo. Ma siamo qua per ricostruire tutto quello. Quindi Valerio le dice: Paolo è sceso da una macchina, ha raggiunto questa ragazza e le ha dato una mazzata. E le dice già all'epoca che era per toglierle lo zaino. Ho capito bene? Sì. Perché vuole togliere lo zaino a questa ragazza? Glielo dice Valerio. Perché Paolo vuole togliere lo zaino a questa ragazza? Perché dentro lo zaino dovevano esserci soldi. Come facevano loro a sapere che dentro lo zaino c'erano i soldi? Gliel'hanno detto? Sì. Cosa le hanno detto? Questo non lo so. No, lei mi ha detto, glielo hanno detto? Sì. Io le sì, chiedo cosa le hanno detto i suoi amici, perché volevano prendere questo zaino. Perché sapevano che c'erano dei soldi dentro. E come facevano a saperlo? Io non lo so, come facevano a saperlo, io non lo so. Gliel'hanno detto? La mia domanda è sì o no? Cioè... Non lo so, perché era una compravendita di marijuana, uno alla marijuana, l'altro ai soldi. Sì, ma se il loro interlocutore era un ragazzo, non è automatico che io allora vado a prendere a bastonate una ragazza. Allora, quindi io le chiedo, le hanno mai parlato del coinvolgimento di una ragazza? No. Quindi lei non ha chiesto scusate, se io l'accordo per la compravendita di marijuana ce l'avevo con un ragazzo ben individuato, Giovanni Princi, quindi non un ragazzo a caso, quindi non era nemmeno scambiabile con Luca Sacchi che in quel momento era quella ragazza, perché loro da che hanno appuntamento con Giovanni Princi colpiscono Anastasia e poi Luca? Non lo so. Voi di questo non ne avete parlato? No. Non ha domandato come mai colpisci una ragazza? No. Con una mazza da baseball. Le hanno detto solo volevamo prendere i soldi che erano dentro quello zaino. Le hanno detto qualcosa, cosa succede quindi dopo lo sparo? Le hanno raccontato cosa succede dopo? Mi hanno preso e se ne sono andati. Hanno preso cosa? La macchina, smart. E hanno prelevato anche lo zaino? Sì. Glielo hanno raccontato questo? Sì. Dopodiché, quando è che lei mi dice oggi i soldi non c'erano? Questa circostanza chi gliel'ha riferita? Sia Paolo che Valerio. Quindi lei ha avuto modo di parlare non solo con Valerio ma anche con Paolo? Paolo l'ho visto la sera, no la stessa sera, la sera dopo. Il 23 Quindi, è successa questa cosa. Va bene, allora ora l'incontro con Paolo, sì, esauriamo il primo incontro con Valerio. Quindi Valerio le dice che i soldi nello zaino non li ha trovati, ma chi aveva questo zaino? Chi l'aveva preso e chi lo aveva portato con sé glielo ha mai raccontato? No. Parlate di qualcos'altro in quel primo incontro? No, in quel primo incontro lui era solamente spaventato perché non sapeva che aveva fatto. Senta, lei quando è stato sentito... Allora un attimo che...
quando è stato sentito il 24 ottobre del 2019 dal personale di commissariato di San Basilio, di questo primo incontro riferisce un po' poco e da quello che lei oggi mi racconta qui sembrerebbe di capire che lei ha avuto un dialogo e in quel momento gli ha creduto o no a Valerio che avesse sparato a uno? No, io non gli ho creduto. Quindi lei sapeva di tutto questo antefatto, quindi lei crede allo zaino, ai soldi e tutto, però poi al fatto dell'omicidio non gli crede. Esatto. Però comunque si informa con Piero Malli, mi pare di capire. Sì, ma quando ho sentito Piero Malli non ci credevo uguale, uno perché non è... Ma lei non Valerio. credeva che il ragazzo fosse morto Che o che Valerio Valerio non avesse sparato? Che Valerio io non credevo che Valerio avesse sparato, quindi io mi pensavo che Valerio non avesse sparato. Perché, ripeto, non è una cosa, lo conosco da una vita, da tanto, è come se fosse mio fratello e non ho pensato mai che avrebbe fatto una cosa così. Ma lei gli ha domandato dove hai trovato l'arma? No, non è una cosa a cui ho pensato perché non sapevo a che pensavo, quando lui mi ha detto questa cosa io non sapevo a che pensare, se credi, se non credi, però non ci credevo, ripeto, perché non siamo, cioè una persona... Quindi lei quando è che scopre che invece Valerio sulla sparatoria le aveva detto la verità? Il giorno dopo al TG. Quindi lei quando ha letto le notizie... Mi sono svegliato, ho acceso la televisione, ho visto questa cosa e sono rimasto, non mi aspettavo. Il colloquio che lei ha avuto con Piero Malli Simone, quindi è stato dopo che lei ha letto le notizie del TG? No, prima è stato. E allora... È stata la sera prima, ma una io non piccola credevo neanche a incongruenza Simone. perché lei mi dice che ha creduto a Valerio soltanto quando ha letto le notizie al TG. Però poi mi dice, io già la sera avevo parlato con Piero Malli Simone che mi aveva raccontato che uno era rimasto a terra. Non ho detto però che avevo creduto a Piero Malli, io non credevo neanche a Piero Malli. Come mai non credeva nemmeno a Piero Malli? Io pensavo che si erano inventati sta cosa, perché avevano preso i soldi e quindi non so per quale motivo, ma io non ho creduto né a Valerio né a Piero Malli, io ho creduto solamente al TG il giorno dopo quando ho visto le notizie. Ma perché avrebbero dovuto dirle una bugia sui soldi? Non lo so, magari non lo so, per non far sapere che c'erano questi soldi, ma poi questi soldi non c'erano, però. Signor Presidente, mi scusi da Spoleto. L'imputato non dovrebbe mettere in contatto telefonico con l'avvocato Riccardi Matteo, però io non riesco a mettere in comunicazione telefonica, ci mi potete chiamare voi. Allora, ci dà il numero? Ce l'abbiamo noi. Ce l'hanno già i difensori, quindi chiamano... Siamo stati noi da lei a contatto. Non è toccato il fatto di lui? No, è lui che il telefono. Proviamo a richiamare... Scusi, spengo. No, spenga. Riuscire a contattarlo? I difensori possono telefonare? Ha ragione, no, perché ho la sedia che è tutta rotta, sono preoccupata pure di cadere. Allora, perfetto, abbiamo ripristinato la linea telefonica, possiamo procedere oltre.
Quindi eravamo rimasto, sì, che non credeva, se non ha creduto fino a quando non ha sentito il TG, stava dicendo. Senta, una domanda, a questo primo incontro lei era andato con la sua fidanzata Nicole, ma lei ha ascoltato il contenuto di quello che vi siete detti? No, lei stava in macchina. Lei stava in macchina, ma subito dopo ne ha avuto modo di parlarne con Nicole? Sì e no, gli avevo spiegato così, ma non volevo metterla in mezzo, cioè, anche se pensavo che fosse una stupidaggine, che pensavo che fosse una cavolata che mi stanno inventando, la volevo mettere in mezzo, cerco sempre di non metterla in mezzo, su cose che non gli riguardano. Senta, poi qualcosa ovviamente non voleva mettere in ovviamente mezzo la ragazza perché non hai ricordato. aveva intuito, però io ho cercato di non... quindi lei finora ha dichiarato che lei sapeva già della compravendita di droga e della trattativa. Io qui allora le chiedo come mai, quando è stato sentito il 6 dicembre del 2019, aveva dichiarato che della compravendita di droga non aveva saputo nulla, che l'aveva saputo solo dai giornalisti. Questo ha dichiarato? Sì. Lo può modificare quello che... Io glielo devo chiedere perché quando c'è una difformità preferisco chiarirla immediatamente. Qual è la versione quello del esatta? 6 dicembre 2019. Qual è la versione esatta? Quella che ha fornito il 6 dicembre o quella che ha detto oggi in udienza? Quello che ho detto oggi. Che all'epoca probabilmente è successo qualcosa, ha ricostruito male. Non mi ricordo, era successo tutto così in fretta. No? Comunque conferma quello che ha dichiarato qui lo dice. Nel verbale che io lo dico. Okay. Sì, sì. Io ricordo di averlo detto che sapevo di sta compravendita proprio. No, io oggi le credo, volevo solo capire come mai fosse rimasto un po' più vago all'epoca. Senta, quindi andiamo con ordine. Lei ne parla con la sua fidanzata, però mi pare di capire in maniera molto generica. Prima dell'incontro con Piromalli ha avuto modo di confrontarsi con gli altri amici che lei oggi mi ha citato, quindi con Rispoli, ha avuto modo di confrontarsi Quella con sera loro? no, ho parlato solo con Simone. Poi sono andato a dormire Ok, ora fuori. andiamo all'incontro con Simone Piromalli. Già qualcosa me l'ha detta, io lo volevo circostanziare meglio. Dove vi siete visti e quando? Non mi ricordo. Lì in Questo zona non mi ricordo, comunque. penso a casa al monastero, ma non mi ricordo. Mhm. Chi chiama chi? Chi prende l'iniziativa dell'incontro? Se non sbaglio io, perché appunto Valerio mi aveva chiesto di sapere, quindi presumo che, però non ricordo bene perché... Ma è lei a raggiungere Simone Piromalli? Vi date un appuntamento? Cerchi di ricordare, io mi rendo conto che quelle ore saranno state molto confuse, però... Non ricordo, comunque credo che io ho raggiunto lui lì a casa al monastero, però non ricordo. E cosa bene. dice a Simone Piromalli lei? Che è successo? Simone Piromalli le risponde cosa? Io che ho detto, ma che è successo Valerio, ma che ha fatto? L'ha preso, non l'ha preso? E Simone mi ha detto, ma io l'ho visto solo che stava per terra, non si muoveva. Però lei in questa fase ancora non crede né a Valerio né a Simone. Ma sullo zaino, sui soldi, parlate in questa circostanza? Fa qualche domanda? No, Dato che lei sapeva che era per una compravendita. Con Piromalli solo questo ci siamo scambiati, solo queste parole. Non parlate di come fosse andata la compravendita, di cosa... No. Quindi vi dite questo e vi salutate, vi ripromettete di aggiornarvi, Credo non mi ricordo, non ricordo bene perché soprattutto sta cosa con Simone, sta conversazione con Simone non me la ricordo proprio. Ricordo solo che io l'ho chiamato per chiedergli che era successo, insomma, ma poi non ricordo più niente di tutto ciò. Poi lei poco fa mi ha detto che aveva avuto anche modo di incontrare Paolo Pirino. Mi può riferire dell'incontro che ha avuto con Paolo Pirino? Paolo l'ho incontrato la sera dopo,
La sera dopo rispetto a quale sera? Alla sera dell'omicidio? Sì. Dove lo ha incontrato? Lo ricorda? Casa del monastero. Ma era stato lui a chiederle di incontrarlo oppure vi siete incontrati per caso? Non mi ricordo neanche questo, non mi ricordo, non so se si eravamo incontrati per caso, se si eravamo chiamati, non mi ricordo, però è stata una conversazione breve, ho visto lui pure molto spaventato, Paolo. Ma eravate voi due da soli o c'era anche... No, io e lui da soli eravamo quella sera. Sì, perché io dovevo andare a cena con un collega e prima di andare a cena mi ero visto con lui, però non ricordo se... Quindi prima di cena? Sì, prima di cena. Cosa vi siete detti con Paolo Pirino? Lei già in quel momento aveva letto le notizie sui giornali? Sì. Quindi aveva già modificato la sua credenza che fosse una bugia che le avevano detto i suoi amici o che comunque non la stavano più prendendo in giro? Mi può dire cosa vi siete detti? Con Paolo mi ricordo solo che era spaventato e mi aveva chiesto... Non mi ricordo che mi ero detto con Paolo. Non commentate la vicenda? No, non mi pare. Cioè lei non gli fa delle domande, cioè credo sia naturale da parte di un amico che prima non crede. Io gli avevo chiesto che è successo, lui mi ha rispiegato in poche parole quello che era successo. Mi dica cosa, perché io voglio sapere il punto di vista di Paolo Pirino, come glielo racconta, cosa gli dice? Paolo era spaventato ovviamente, come Valerio, era spaventato pure Paolo. Però non mi ricordo che mi ero detto con Paolo, mi ricordo solo che mi c'ero visto. Lei dice mi racconta un po' quello che era successo. Sì, mi ha detto... Sì, mi ha raccontato quello che era successo, ma quello mi stava a venire addosso, mi stava a alzare le mani, e Valerio ha alzato un braccio e ha sparato così senza... E della trattativa non le ha detto nulla? No. Del Ma perché detto fosse che non finita? c'erano i soldi ovviamente, quello mi ha detto, ma io gli ho detto ma i soldi, no, non c'era una lira dentro. Senta, ma le ha raccontato anche del perché aveste colpito con una mazza la ragazza? No, non credo, soprattutto non ricordo, la conversazione con Paolo Beh, a parte che la circostanza del perché c'è una circostanza abbastanza significativa, no? Ha dimenticato tutto? Mi c'ero visto, era spaventato e mi aveva solo raccontato quello che era successo. Ma quello che era successo prima, lei sapeva della trattativa, ha detto e poi non chiede niente? Non era mio interesse chiedere questa cosa, io non riuscivo a capire come poteva essere successa una cosa così, come un amico mio potesse avere... Appunto, era un suo amico carissimo, era anni, era un amico d'infanzia, se ho capito bene, da anni vi frequentavate, vi sentivate, vi vedevate tutti i giorni e poi non è curioso di capire bene quello che è successo, cioè qual è l'antefatto? Sa della trattativa, non è che non lo sa. Cioè lei deve dire la verità, se lo ricorda. Io sto dicendo la verità, ma se non ricordo... Allora, l'aiuto a ricordare. Quindi lei si incontra con Pirino, lei sa che c'era questa trattativa che sfocia in un omicidio. Con Pirino parlate come mai da che gli accordi erano tutti con Princi, compagnano in scena questa ragazza e questo ragazzo che poi i nomi li avete appresi dai giornali. No, non ne parlate? Mi ha parlato di quello che era successo. Era spaventato, mi ha detto ma io non so che fa, sono spaventato, è successo questo, questo e questo. Le cose che ho appena detto. Ma lei non gli ha chiesto perché avevano una pistola all'appuntamento? Perché erano andati con una pistola a quell'appuntamento? Perché... Con una mazza da baseball e con una pistola. Per levare lo zaino coi soldi. Quindi le dicono che già l'obiettivo di quell'appuntamento era togliere con la forza lo zaino? Sì, perché ripeto, la marijuana non c'era, se non c'era la marijuana che ci andavano a fare. Ma chi glielo dice? Se l'obiettivo era quello di prendere lo zaino perché conteneva il denaro, tanto la droga non c'era. Chi glielo dice?
Faccia uno sforzo di memoria. Lo devi dire, è sotto giuramento, lo devi dire. Lei se lo ricorda, però lo devi dire. Tutte e due. Quindi sia Paolo Pirino che Valerio Del Grosso le hanno detto di essere andati armati a quell'appuntamento perché volevano sottrarre lo zaino con i soldi. Certo, sì. Però non c'era una cosa che io mi aspettavo, cioè se la marijuana non c'è, che ci vai a fare? Ma quindi hanno anche detto che non c'era la marijuana? Sì, ma lo sapevo io, cioè siamo un gruppo d'amici, sappiamo se uno c'ha quello, se uno c'è. Non sapevo di sta pistola, questa è una cosa che non lo sapevo. Cioè, prima non lo sapeva prima non lo sapevo, cioè, dopo l'ho saputo, sì. E le hanno detto chi aveva fornito loro la pistola? No, questo non lo sapevo. Questo non lo sapevo proprio. Questo incontro con Pirino quanto dura? Pochissimo è durato. Appunto io stavo andando a cena con dei colleghi e stavo pure a far tardi. E questo è nell'orario prima di cena del giorno del 24. Sempre il giorno del 24. Poi lei ha avuto modo di rivedere questi amici, diciamo, un po' coinvolti nella vicenda? Allora, non ricordo se il 24 o il 25 abbiamo rivisto Valerio a Tor Sapienza, io, Cristian e Simone eravamo, e non mi ricordo se c'era pure Rispoli, mi sa di sì, l'avevo detto comunque quando mi hanno interrogato. Quindi lo incontrate lì, Valerio era con una ragazza? Sì. Conosce il nome di questa ragazza? Sì, Giorgia D'Ambrosio, mi abita davanti. In questo incontro a Tor Sapienza cosa succede? Succede che niente, noi eravamo andati da Valerio, così insomma lui stava in macchina, era un po', cioè, io da come l'ho visto io che non si rendeva conto, era un po' scioccato. Da cosa afferma che non si rendeva conto? Ha visto un comportamento particolare in Valerio? Sì, era un po' strano. Poi ripeto, cioè, è come... Ma era spaventato, agitato oppure mostrava una certa freddezza? Quasi una certa freddezza, ma ripeto, perché era, cioè la sera prima era spaventato, il giorno dopo che era magari, cioè non si rendeva conto di quello che aveva. Quindi la sera del 23 lei lo vede più agitato, mentre la sera del 24... L'ho visto più scioccato, più che agitato. Lei quel giorno riferisce proprio un comportamento particolare di Valerio Del Grosso da cui ha desunto questo cambio di atteggiamento rispetto alla sera prima. Lo può descrivere alla Corte, perché la Corte non conosce le sue dichiarazioni. Aspetti, che cosa? Stiamo parlando delle condizioni in cui lei trova Valerio, l'atteggiamento che tiene Valerio la sera del 24, quando vi incontrate anche alla... Sì, cosa freddo. faceva Valerio? Era con Giorgia D'Ambrosio? Era con Giorgia, stava in macchina, era tranquillo, ma non tranquillo che... Cioè io tranquillo. le leggo le sue dichiarazioni. Facciamolo finire, pubblico ministero, va bene. Facciamolo finire, va bene, avvocato Spigarelli. Prego, continui. È che non è che era tranquillo, che lui stava lì tranquillo come se niente fosse successo, era più un tranquillo che però, cioè, che non si rendeva conto, non so, non mi riesco a spiegare forse, però, cioè io conoscendolo sapevo che non si rendeva conto di quello che aveva fatto, anche perché, cioè, non mi rendevo conto manch'io che poteva essere successa una Quindi cosa così. Sta dicendo, conoscendolo, che era apparentemente tranquillo perché secondo lei non si rendeva conto di quello che aveva fatto. Sì, non che era tranquillo perché ha precisato in questi termini, appariva tranquillo a differenza della sera prima dove invece era molto agitato, sì, appena successo il fatto. Sì, perché la sera prima appunto non sapeva dove, non era sua intenzione sparare, no vabbè, non era sua intenzione sparare e uccidere, cioè non era voleva sua intenzione sapere da lei e ferì, a parer mio e conoscendo Valerio. Voleva sapere le condizioni del ragazzo ferito. Sempre sul comportamento. Posso? Quindi era preoccupato
il giorno dopo che era venuto a conoscenza del fatto che il ragazzo era morto, era rimasto un po' scioccato, che era quel tranquillo, ma che io sapevo che non era tranquillo, cioè era... non era Valerio, era strano. Allora, dopo questa puntualizzazione io le chiedo, lei ha dichiarato sempre il 6 dicembre del 2019, quello che mi è rimasto in mente è la freddezza di Valerio dopo l'omicidio. Era tranquillo, tanto che ho pensato avesse fatto uso di droghe, perché mangiava patatine tranquillamente come se non fosse successo nulla. Ora lei oggi mi sta riferendo una cosa un po' diversa, cioè che sì, lo trova scioccato, ma non come se stesse facendo finta di nulla, quindi le chiedo... Per la puntualizzazione, sta contestando... Pagina 3. Sì, e ha detto il 6 dicembre, quando gli ha detto? Pagina 3. Che ci Quindi sì, l'ha detto il 6 24 di ottobre. Anche, sì. Io le chiedo, quando è stato risentito per la seconda volta, lei descrive questo comportamento particolare e proprio dice quello che mi è rimasto in mente è la freddezza di Valerio. Oggi lei ci sta dicendo una cosa diversa, quindi vorrei capire meglio. Quello che ho detto, ripeto, è la freddezza di Valerio, sì, che però a parer mio, dato che non è un pazzo omicida, lo conosco, è una persona come me, era quasi, sì, magari vabbè, dovevo aggiungere sta frase che era scioccato, era sottinteso che mi è rimasta impressa la freddezza, però perché c'era un motivo, o sei un pazzo omicida che spari e subito dopo mangi, o non ti sei reso conto magari di quello che è successo. Andiamo ora a quello che vi siete detti in quell'incontro. Di quella sera? Qual era lo scopo di quell'incontro? Come mai vi incontrate lì tutti insieme? Era per farlo venire con noi, abbiamo detto Valeria è con noi, accompagniamo noi, dato che la madre aveva denunciato, no? E gli avevamo detto vieni con noi, ti accompagniamo noi alla questura, solo che lui non è che voleva scappare, perché non voleva assolutamente scappare, magari, infatti poi la sera stessa o il giorno dopo, non ricordo, l'hanno preso dentro all'hotel. Infatti, non capisco. Non ricordo se voleva vedere il figlio prima di andare, non ricordo bene, quindi però non si voleva far prendere in quell'istante, ha detto rega tanto non vi preoccupate, perché noi abbiamo detto a noi ci chiameranno sicuramente, vedranno le chiamate, lui ha detto non vi preoccupate, tanto so quello che ho fatto sta cavolata, non mi sono reso conto di quello che ho fatto, tanto so che dovrò pagare, non scappo da nessuna parte. Loro volevano farlo costituire, lui voleva vedere il bambino. Quindi eravate un po' tutti d'accordo sulla necessità, quindi anche lo stesso Valerio, di costituirsi, diciamo, alla giustizia, sì, di... Certo. Ma avete avuto modo di riparlare quella sera, dico, del contenuto dello zaino, dei soldi, sulla sorte di questi soldi? Quella sera ne avete riparlato? Non ricordo bene, ma ripeto, già dalla sera prima sapevo che non c'era nessun soldo. A parer mio era come, mo questa è una cosa che dico io, che a parer mio, vedendola così, era una sola su sola, cioè uno vola solo all'altro, l'altro vola solo all'altro, a parer mio. Cioè, ma questa è una valutazione sua, non... Sì, questa è una valutazione mia. Cioè lei perché se no i soldi c'erano da qualche parte. Solo loro volevano fare la sua. Poi non vorrei dire cose, questa è una mia valutazione. Ma lei dice, ora a parer mio era una sola reciproca, quindi le due parti volevano solarsi a vicenda, ma che lei sappia, i soldi a questo famoso appuntamento sono mai stati portati da qualcuno?
Che io sappia no, cioè che io sappia, sì, che io sappia no, cioè dovevano stare, che io sappia, ma non c'è stavano. Perché io qua devo farle una contestazione, sempre nel verbale del 6 dicembre, un attimo devo trovare il punto esatto, ecco, l'avevo trovato poco fa perché non lo sto più trovando. No, non è pagina 3 quello che cerco, pagina 2. Ok, l'ho trovato. Sempre il verbale che era 6 dicembre? Sì, l'ho trovato, pagina 2. In merito proprio a questi soldi, qui, alla fine. Allora, lei afferma: quando ho incontrato Valerio Del Grosso mi ha detto che nello zaino c'erano solo 20 euro. In seguito ho sentito Rispoli dire di aver visto dei soldi incartati con pellicola trasparente nello zaino della ragazza. Questa cosa me l'ero scordata, cosa che ha detto Rispoli però. No, mi dica un po', io le ho fatto una domanda più generica. Sì, non lo ricordavo. Mi dica un po' cosa le ha detto Rispoli. Rispoli aveva detto che dentro lo zaino c'erano i soldi che lui aveva visti. Va a vedere se è una cosa vera o se è una cavolata o se ha visto male. Ecco, ora, come le ha detto questo particolare, io immagino, mi dica se sbaglio, che Rispoli le abbia raccontato anche altre circostanze di quella sera. Rispoli era spaventato, ma ha raccontato solo che c'è. Manco mi ricordo sta cosa, però mo che me lo dice mi ricordo, non ricordo neanche in che situazione, cioè dove eravamo quando ha detto sta cosa, però aveva detto io i soldi l'ho visti, stanno nella borsa, incartati, ma io non posso sapere se è vero o no. L'unica cosa che so è che i soldi Valerio non ce l'aveva. Questo perché gliel'ha detto Valerio e poi anche Pirino, come ha già dichiarato. Sì. Senta, lei ha detto prima che Valerio si voleva costituire quella sera e che ve lo dichiara. Io qui, leggendo sempre il testo verbale, in particolare pagina 5, lei ha dichiarato: quella sera ci siamo visti solo per parlare con Valerio, al quale abbiamo detto di costituirsi. Valerio ci ha detto che non l'avrebbe fatto, ma ci ha invitato ad essere collaborativi e dire tutto ciò che sappiamo. Non l'avrebbe fatto quella sera? Ecco, mi spieghi meglio, perché così sembrerebbe quasi che Valerio volesse fuggire, quindi mi spieghi meglio. Lui non voleva costituirsi quella sera, probabilmente voleva andare a vedere il Fio per l'ultima volta, Cianfio voleva andare a vedere il Fio, a scappare certo non voleva scappare, infatti poi si è rifugiato dentro a hotel e poi hanno fermato Giorgia, e tramite Giorgia sono riusciti a risalire dove stava. Sono andati là, quando l'hanno preso non ha posto resistenza, non ha fatto niente, si è alzato e ha eseguito l'ordine. Senta, invece appunto lei ha nominato più volte Giorgia, che rapporti ci sono tra lei e Giorgia? Tra me e Giorgia? Siamo amici, siamo vicini di casa innanzitutto, lei mi abita proprio davanti, stiamo sulla stessa via. Avete avuto modo di confrontarvi sui fatti di quelle 2 sere sostanzialmente? Io Giorgia l'ho vista quella sera quando abbiamo incontrato Valerio che stava in macchina con lei e l'ho vista quando l'hanno presa che stava in macchina lei e la polizia di San Cleto l'hanno fermata su raccordo, l'ho vista lì quando l'hanno fermata. Ma perché stava con Giorgia? No, a me a San Cleto mi hanno preso, mi avevano portato via con loro. Mentre mi stavano a portare via passa Giorgia, passa una 500. Loro hanno detto è una 500 nera, si sono rigirati, gli sono andati dietro e hanno fermata sul raccordo e poi hanno visto che era Giorgia. Io stavo dentro la macchina.
a me a San Cleto mi ha costretto a salire in macchina con loro, perché voleva che gli facessi vedere a Casal Monastero i posti che noi bazzicavamo, che io gli avevo detto guardate che è uno spreco di tempo, perché sicuramente non sta nei posti dove noi bazzichiamo, Valerio, con tutto il rispetto, però infatti poi siamo arrivati a Casal Monastero, da Casal Monastero gli è arrivata una chiamata, hanno preso, si sono messi a correre, hanno fatto tutta un'altra strada, vabbè, da lì poi hanno intercettato Giorgio. Senta, a questo appuntamento, quello del 24, lei ricorda se fosse presente anche De Propris? Marcello era passato, l'ho visto solo passare con la macchina. Non ricorda altro di Marcello, se ha partecipato alla conversazione o no? Con noi non ha parlato, io l'ho visto passare con la macchina, ci aveva parlato Valerio, ci si era fermato a parlare. Ma ricorda se poi Valerio si è allontanato con lui? Si era allontanato ma un attimo, poi era tornato Valerio. Non ricordo quanto tempo, è passato parecchio, quasi un anno. Sì, però si era allontanato ma qualche minuto. Ora, quando io le ho chiesto da chi fosse composto il gruppo di amici stretti, lei ha fatto vari nomi, però fra questi manca quello di De Propris. Le chiedo, come mai De Propris quella sera viene lì? Noi stavamo in zona sua, stavamo a Tor Sapienza, lui là ci bazzicava. Non le è sembrato strano che, dato il motivo dell'appuntamento, venisse una persona estranea al gruppo stretto degli amici? No, a parte non era un amico stretto, però io considero un amico, e andava a scuola con Valerio Marcello, però no, perché ripeto, stavamo nel quartiere suo, è come se una persona viene a casa al monastero e mi incontra a me, sto là, sto sempre là. Noi stavamo a Tor Sapienza e abbiamo incontrato Marcello. Però se c'era qualcosa sotto io non lo so. Marcello. Però De Propris Marcello non è che passa di là e lo vedete, si allontana con Valerio, me lo ha dichiarato con la poco macchina, fa. noi l'abbiamo visto, è passato lì con la macchina, noi l'abbiamo visto, Valerio è sceso e è andato da lui. Ecco, questa circostanza che Valerio voi siete i suoi amici più cari di Valerio, che a un certo punto Valerio vi saluti, si allontani da voi per andare con De Propris, che ha sì un rapporto di conoscenza però non stretto come con voi, non è sembrato strano? Ne avete parlato? Come mai Valerio avesse incontrato De Propris se l'avesse incontrato da solo? No, perché ripeto, Valerio ci andava a scuola insieme, quindi non era magari amico stretto come poteva essere con me, ma era sempre un amico. Grande amico. Scusate da Spoleto, scusate se intervengo, vorrebbe mettersi in contatto con l'avvocato Riccardi, Pirino? Sì. Presidente, sul punto credo che la casa circondariale di Spoleto non abbia il numero di telefono di quest'aula, ma l'abbia quello dell'aula Corte di Assisi. No, quale c'è? O l'Assisi, se la cancelliera lo può fornire, possiamo chiamare direttamente. che altrimenti devono interrompere. Allora, proviamo a dare noi il numero. Hanno il numero dell'altra aula e non questa. Dell'Assise, hanno l'aula della Corte d'Assise e poi noi ci siamo, perché originariamente era previsto in Assise oggi, no? Poi ci siamo trasferiti in aula A. Comunque adesso lo chiamo io, Presidente. Sì, se magari ci fornite il numero. Così per qualunque cosa non devono interrompere e chiamano, capito? Sì. No. Ma se vogliono chiamare da Spoleto, perché non hanno quel numero, perché noi inizialmente avevamo disposto udienza nell'aula della Corte d'Assise. Sì, stanno provvedendo. Qualunque cosa può contattare direttamente i suoi difensori a questo punto. Allora riprendiamo, parlavamo del momento in cui si incontra microfono, momento in cui si incontrava con De Propris, no? Sì, le volevo chiedere, lei dice De Propris, quella era la sua zona, quindi per lei era normale che De Propris fosse là
al punto di incontro. Ma lei da quanto tempo conosce De Propris? Qualche anno. Che tipo di frequentazione avevate, se ne avevate una? Andavamo a ballare insieme, tutti quanti noi col gruppo suo. Ogni tanto andavamo là a Tor Sapienza al bar, Valerio c'aveva, il fratello c'aveva un bar lì a Tor Sapienza e l'altro fratello c'aveva una sala di scommesse di calcio, una Petter. Valerio ha finito delle... No, sì, andavamo lì pure per questo, loro stavano sempre a sto bar che era del fratello di Valerio e quindi ci vedevamo là. Valerio Del Grosso, le ha mai parlato di un eventuale coinvolgimento di De Propris nei fatti di quella sera? No. Che ricordi no. Senta, la sera del 24, io poco fa la domanda gliel'ho fatta sulla sera del 23, invece la sera del 24, quando finalmente avevate tutte la conoscenza dei fatti successi, anche sulla gravità di quel che era successo e che purtroppo un ragazzo giovane era morto. Delle armi, ne avete mai parlato? No. Dove fosse la pistola non ve lo siete mai domandato come gruppo di amici? No. Chi l'avesse fornita? No. Ha fornito l'arma è la terza volta che il PM fa questa domanda e ha risposto. Però guardi avvocato, prima ha insistito sulle domande, sono intervenuta anch'io e si è ricordato delle cose che non ricordava altrimenti. Non sapeva che aveva dato la pistola e prima di non ha chiesto a Valerio chi aveva procurato questa è la terza volta che va bene, può procedere, il pubblico ministero viene respinta l'opposizione. Scusate, un po' da Spoleto, scusate, Pirino vorrebbe fare delle dichiarazioni spontanee, quando può? Dopo, allora, ora non è il momento. Aspetta un attimo e poi lo facciamo, sì. Prego, pubblico ministero, può riprendere. Senta, poi lei ha incontrato la fidanzata di Paolo Pirino? Dopo questi fatti? No, la fidanzata di Paolo Pirino stava in questura con me, Cristian Bertoli e Giorgio D'Ambrosio. Avete avuto modo di parlare? No, cioè sì, stavamo lì a parlare ma stavamo in questura. Sapevo solo che stavano insieme quando hanno preso Paolo. La ragazza c'ha un figlio, stava col figlio e con Paolo e sono saliti a prenderlo. No, non ho altre domande. Allora facciamo rendere le dichiarazioni spontanee al Pirino? Facciamo dopo? Però sentiamo, magari serve per... Volevo capire, quanto sono lunghe queste dichiarazioni? 2 secondi, volevo dire che stiamo parlando di microfono, qui non sento assolutamente nulla. Allora, non sono dichiarazioni spontanee, sta semplicemente dicendo che non sente nulla. Ma da quando? Se non parlate al microfono, signor giudice, prima parlava l'avvocato, non capisco chi ha parlato, sta telecamera. Noi stiamo parlando al microfono. L'avvocato giudice, allora... C'è stata un'opposizione dell'avvocato in relazione all'ultima domanda del pubblico ministero, ma è stata respinta. È un discorso tecnico, non è successo nulla perché poi il pubblico ministero ha fatto un'altra domanda, quindi è andata avanti. Ma per il resto prima ha capito quello che è successo, non seguiva la deposizione del testo. Si può allontanare dal microfono perché rimbomba molto. Quando parla gli avvocati, la telecamera non inquadra, la telecamera inquadra praticamente lui. E io devo ignorare quello che avete detto all'aula. Ma non credo, il tecnico ce l'abbiamo ancora. Allora scusi, l'imputato sta dicendo
che qua la telecamera inquadra solamente noi e quindi sente solo le voci, quindi inquadrerebbe la Corte, il pubblico ministero ma non gli avvocati? Neanche il pubblico ministero? No, il pubblico ministero è sì. Allora Pirino mi sente? Allora dico, lei ha sentito parlare il pubblico ministero, ha sentito il pubblico ministero formulare tutte le domande di oggi? Sì, ma vedo soltanto lei con una. Ma non è importante che vede lei, l'importante è che sente. Però ogni volta scusate, tutti gli avvocati hanno sempre detto il nome prima di parlare, quindi. No, tutti, non è vero, signor Giudice. No, normalmente io. L'avvocato Spigarelli, l'avvocato di Del Grosso si è costituito da solo, ha fatto ammenda. Va bene, però. Ha interloquito con i suoi difensori fino a 3 minuti fa. Sì, non credo che ci siano questioni. Dovete sollevare questioni a riguardo? È solo per il futuro, per evitare. Allora, perché purtroppo questi impianti. L'avvocato prescinde dal mio volere, è la norma di legge. Microfono per avvocato, se no che la. Allora, se no continuiamo con il problema. La situazione, tutti i microfoni in contemporanea non rimangono accesi, quindi si spengono in automatico. Allora, quella televisione è un'altra cosa. Vabbè, quelli li lasciamo così. Quindi quando parlate cortesemente prima di dire il nome controllate che sia acceso il microfono, così risolviamo. Va bene Pirino? Va bene, ma io guardo che se non vedo gli avvocati nella telecamera, non capisco perché è la voce. Uno va bene così, che devo dire, signor Giudice? Se va bene per lei, va bene anche per me. No, mi deve dire se va bene per lei, perché se non capisce io devo mettere la guardi, non è che gestisco io l'impianto, allora, ma il tecnico dell'impianto. Ah, scusi, guardavo in fondo all'aula. Dico, ma come funziona? Io lo spengo, però poi parlo e mi Allora, facciamo così per il futuro. Inquadra quella. Ecco, in questo momento, se sono tutti spenti e un solo microfono, inquadra chi parla, cioè il microfono. Però il problema è in questo non vede. Non sto sentendo assolutamente. È andato via l'audio, scusate. Signor Incani, buonasera, sono l'avvocato Fabio Menichetti per la difesa Pirino Paolo. Volevo innanzitutto chiederle, lei ha fatto riferimento alla persona di Giovanni, poi identificato in questo Giovanni Princi, ma lei ha mai avuto dei contatti telefonici diretti con questo Giovanni Princi? Forse una volta, ma io a lui non lo conoscevo, forse una volta ero andato con un altro mio amico Federico Quonso, che pure lui è stato sentito, vabbè, e eravamo andati lì in zona con gli albani in pomeriggio, eravamo io e Federico così a fare un giro, e Federico conosceva sto Giovanni e ci siamo visti con sto Giovanni a un bar lì a fare una birra. E nell'occasione quindi Quonso utilizzò il suo telefono? Il mio telefono per chiamare sto Giovanni Princi, sì. Sì, certo, però dai tabulati risultano invece, le venne anche contestato dai carabinieri, più contatti, 5 contatti con Giovanni Princi. Ma sempre nello stesso giorno? No, 5 contatti rispetto alla sua utenza. Innanzitutto vorrei che me la confermasse l'utenza dell'epoca 333 73 80 043. Sì. I contatti furono più di uno, quindi furono 5 contatti. Lei questi 5 contatti, quindi li attribuisce all'utilizzo da parte di Quonso? Questo già avevo detto all'epoca, pure a me avevano detto che c'è stavano queste 5 chiamate nei tabulati, io non ricordo, cioè io non lo conoscevo a sto Giovanni, ho visto una volta, forse 2.
all'epoca lei disse di questo Giovanni: non so come sia possibile che Princi Giovanni sia presente nei miei tabulati. Esatto, quello che ribadisco pure oggi, non ricordo, probabilmente ho fatto fare una chiamata. Una? Una, e le due, altre tre, 4 chi le può aver fatte? Non mi posso ricordare. Potrebbe averle fatte Rispoli col suo telefono? Non credo, però tutto può essere, io non ricordo, davvero, cioè sto a dire la verità, non mi ricordo proprio. Giovanni io non mai ho visto una volta. Ho capito, però il tabulato affrontato, io le credo profondamente, magari lei non ricorda, però insomma non si è più chiamato dato... io, pronto Giovanni, è impossibile. Ma magari ho dato il telefono ma questa cosa è successa 5 volte, lei quindi ricorda di poter aver dato 5 volte il telefono a qualcuno per chiamare Giovanni Princi a sua insaputa, questo ci sta dicendo? Non voglio accusare nessuno, però probabile. Non voglio dire che Federico Rispoli hanno chiamato col telefono mio, però io posso dire che io non c'avevo rapporti con sto Giovanni. Ho capito. L'unica cosa che io posso dire, già avevo detto al commissariato, già avevo detto che era una cosa, mi pareva strano, però magari, mamma mi fai fare una telefonata, fa la telefonata e ecco là, sta sul tabulato. Allora, del gruppo, diciamo quindi dei suoi amici cosiddetti stretti, quindi ce li può ricordare quali sono gli amici Rispoli stretti? Rispoli e Quonzo non sono amici stretti mia, sono amici che ultimamente bazzicavano con noi. Ultimamente le parlo da quando è successo sto fatto, a ottobre, era qualche mese che uscivano con noi, perché se no non li conoscevamo, sì, perché nel quartiere si conosciamo tutti, però non è che sono amici stretti come posso essere io con Valerio. Gli amici perché inizialmente ha parlato di un gruppo ristretto di persone. Sì, vabbè, chi erano gli amici Valerio Del Grosso, Cristian Bertoli, e Alessandro Ciro Patrignani, e Simone Piromalli pure, sì. Chi altro c'è? Più stretti siamo noi 5. Poi c'è sta pure qualcun altro, sì, Luca Liprandi, però gente che esce di meno. Questo è il gruppo, diciamo, storico, chiamiamolo. 5-6. Senta, i contatti con questo Giovanni all'interno di questo gruppo, diciamo, ristretto, ce li aveva in via esclusiva Rispoli? Rispoli e Federico Quonzo, solo loro due. Cioè solo loro due avevano la possibilità di chiamare direttamente, sì. Quindi per quella che lei ha definito trattativa, cioè se si voleva in qualche modo avere informazioni, nei fatti, come dire, il dato centrale era, dal punto di vista informativo, era Valerio Rispoli. Sì. Cioè nessuno avrebbe potuto in un certo qual modo parlare direttamente con Princi del gruppo che non fosse Rispoli o Federico Quonzo, ripeto. O Federico Quonzo. Sì. Senta, nel momento in cui le è stato chiesto di descrivere le fasi iniziali della trattativa, quindi se vogliamo la ricerca da parte di Rispoli, o mi dirà lei di chi, di soggetti in grado di fornire questa sostanza stupefacente, questa marijuana che poi di fatto non era stata rinvenuta, le persone, lei testualmente disse che avevano un po' offerto aiuto. Okay. Lei ha assistito a richieste specifiche da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro? A me Rispoli pure mi ha chiesto, ma dove posso rimediare 13 o 15, non ricordo quant'era, 13 kg di erba, di marijuana. Quindi lei ricorda che Rispoli lo chiese direttamente a lei, e ricorda magari di aver assistito ad analoga richiesta da parte di Rispoli a qualcun altro? A Valerio Del Grosso, a Rispoli a Del Grosso. Quindi le due richieste cui lei direttamente aveva assistito appunto sono state, dal punto di vista, come dire, così ipotetico, nei confronti di Valerio Del Grosso e nei confronti suoi fondamentalmente. Sì. Ha mai assistito a una richiesta diretta da parte di Rispoli a Paolo Pirino? No. Senta, anche perché Paolo non è che, sì, Paolo lo conosco ancora prima di quando conosco Valerio, eravamo un sacco amici, poi non fa parte. Sono separate, però poi ci siamo un po' riuniti, però ci vedevamo raramente con Paolo, ma ci vedevamo io e Valerio, perché quelli del gruppo nostro non ci si vedevano, anche perché lo conoscono poco. Ho capito. Quindi era obiettivamente estraneo a ogni tipo di interlocuzione diretta con Rispoli, questo è te. Senta, per quanto riguarda invece
la sera diciamo dell'omicidio, quindi la sera del 23 ottobre. Ricorda se prima dell'intervento, diciamo, di questo incontro che poi venne fatto all'Even, lei ha fatto riferimento ad un'unica telefonata che ha collocato più o meno intorno alle 23:30, se ho preso un appunto corretto. Sì. Ricorda se nel corso della giornata vi fossero stati altri contatti con Valerio Del Grosso, o quella fosse stata la prima volta in cui vi eravate sentiti? Non ricordo, però sicuramente le dico di sì, perché appunto ci vedevamo e sentivamo tutti i giorni. Ripeto, eravamo più che amici. Ho capito. Anche la famiglia mia con la sua si conoscono da anni. Mio fratello più grande era amico stretto col fratello più grande suo, quindi... Ho capito. Senta, nel momento in cui quindi vi incontrate, parliamo del primo incontro, quello nei pressi dell'Even, chi era presente? Io, Valerio Del Grosso e la mia ragazza, che appunto è rimasta a macchina. L'autovettura con cui era venuto Del Grosso, lei ha fatto riferimento a una 500 grigia. È sicuro o poteva essere una 500 nera? No, una 500 grigia. La sua 500 grigia? Che non è intestata a lui, al padre, non lo so, vabbè, comunque la sua. Ho capito. Senta, poi un'altra circostanza. I messaggi che lei ha fatto riferimento a una serie di messaggi che sarebbero intercorsi tra Rispoli e questo Giovanni, su un sistema di messaggistica BICR. Ricorda se Rispoli utilizzasse un nickname? Se io le dico ho fatto gesto corretto, no, non ricordo. Se io le dico... non lo so. Non lo sa? No, non lo so. Se le dico... leggevo solo i messaggi. Sì? Se le dico ready for battle non le dice nulla? No. Può essere, ma io non lo so. No, questo non lo so, io mi ricordo solo che mi faceva sentire il vocale di questo Giovanni Princi che cercava sterba e basta. Senta, per quanto riguarda il passaggio secondo cui lei avrebbe appunto incontrato Paolo Pirino diciamo nella sera del 24, quindi la sera successiva. Ci ha spiegato di un incontro forse casuale. Lei aveva in uso solamente quell'utenza che le ho citato prima? 33373, sì. Quindi se vi fosse stato contatto telefonico tra lei e Pirino sarebbe avvenuto col suo telefono, insomma, essenzialmente. Sì. Quindi... sì, sul mio telefono, sempre sul mio telefono, ma tramite WhatsApp magari, però non mi ricordo manco come... siamo sentiti io e Paolo, se mi ha chiamato lui, se l'ho chiamato io, se siamo incontrati, Ecco, se non dovessero risultare dai tabulati chiamate né in uscita né in entrata o messaggistica WhatsApp, secondo il suo ricordo si tratterebbe di un incontro casuale. Esatto, probabile, sì. Ho capito. Senta, nel corso di questo incontro casuale, prima di tutto, la domanda su chi lei avesse incontrato, segnatamente proprio Del Grosso e Pirino, lei ai carabinieri di questo incontro non parlò. Lei disse, se vuole glielo contesto così ce lo può delucidare, guardi, queste sono le dichiarazioni, vabbè, non ne ha fatto menzione neanche il 24, però io sto facendo riferimento alle dichiarazioni da lei rese il 6 dicembre. Ok, e che dico che io non ho visto Valerio? No, che non ha visto Pirino. La domanda è, la sera dell'omicidio, giusto per introdurla, dice che la sera dell'omicidio non ha fatto nulla di particolare, ma è stato un po' in giro per il quartiere con la sua ragazza. La sera dell'omicidio? Sì. Le chiede chi la sta ascoltando, non ha incontrato Del Grosso e Pirino? E lei risponde, solo Del Grosso, dopo che aveva fatto il casino, quando mi ha chiamato e l'ho raggiunto all'Even, quindi sta facendo riferimento all'episodio. Ok. E non ha, anche nel prosieguo, non ha fatto ulteriore menzione di questo incontro. Il giorno dopo neanche? No, manca completamente. Volevo chiederle come mai avesse, omesso questa
questa circostanza, nonostante la domanda le venne formulata in maniera diretta. Non mi ricordo, appunto, forse perché mi ci sono incontrato, mi ci sono visto 2 minuti. Cioè evidentemente quindi aveva dato poco peso al contenuto, diciamo, di questo dialogo. Perché non ci siamo detti niente, cioè lui 2 minuti ci siamo incontrati, che è successo, ma che è successo, così quello mi stava a venire addosso, Valerio ha alzato un braccio, ma... Lei ricorda se in quel frangente Pirino avesse espresso un giudizio verso questa situazione? Era sorpreso, arrabbiato, spaventato? Era molto spaventato da questa situazione. Spaventato. Senta, per quello che riguarda invece la questione di Rispoli, che le avrebbe detto di aver visto lui direttamente questo denaro, le specificò le circostanze in cui aveva preso, come dire, contezza di questo denaro? Quando l'aveva visto questo denaro? Non lo so, lui aveva detto lì quella sera credo, cioè non lo so, qua sera credo, perché quando aveva visto, se no? No, lei... Prima che arrivassero Paolo e Valerio. Ah, quindi i soldi li aveva visti soltanto lui? Solo lui l'ha visti i soldi. Ho capito. Senta, poi lei ha detto... Da quello che so io poi aveva visti solo lui. Da quello che le hanno riferito. Senta, invece, per quanto riguarda, quindi devo dire questo, proprio perché lei aveva omesso, diciamo, questo tipo di ricordo, cioè lei non raccontò di questo incontro, le chiesero se avesse o meno sentito Pirino telefonicamente. Lei ricorda quali fossero e se ve ne sono stati di contatti telefonici con Paolo Pirino? Ma quando? Nei momenti immediatamente, diciamo dal 23 sera in poi, vi siete sentiti o no? Non mi pare che ci siamo sentiti per telefono. Glielo confermo. 2 tentativi di chiamata da parte sua senza risposta. Da parte lui a me? Sua... Io ho chiamato Paolo? Sì. Ah, ok. No, se vuole le dico non mi pareva, quindi sì. Cioè non mi pareva che invece ti ho sentito per telefono, infatti non mi ci sono sentito. Allora, risultano agli atti, adesso prendiamo i tabulati telefonici così che io possa... 2 tentativi lei ha detto, no? 2 tentativi. Ma risposto? No, questo le sto dicendo, quindi sembrerebbe 2 tentativi senza conversazione, lo conferma? Non mi ricordo, non ricordo. Probabile. Vabbè, tanto probabile, sono alla fine pure lui è un amico. Probabile che l'ho chiamato pure per sentire, ma non ricordo bene. Però non ci ha parlato. Però non ci ha parlato. Se lì risulta che sono stati 2 tentativi, io sto dicendo che non mi ricordo. Allora glielo dico io. Risultano 2 tentativi, uno nella notte del 24, quindi diventa, uno alle 2:13:49, un secondo, di solito è quando parte la segreteria telefonica, e uno alle 2:14:08, 2 secondi. Ci ho parlato? No. Ah, ok. Quindi mi sta confermando che non c'è stata conversazione, questo le sto non chiedendo. Ricordo, ma se lei mi dice che è così sui tabulati, e io glielo confermo allora, però le dico che non ricordo. Sì, ma no, ma la mia domanda era soltanto per farglielo confermare, non era per offrire un dato diverso. Senta, in riferimento alla circostanza dell'appuntamento il giorno successivo, quindi vi incontrate il giorno successivo a Tor Sapienza, Paolo Pirino non era presente all'incontro? No. Senta, in riferimento a questa porzione del suo interrogatorio, le viene chiesto se fossero o meno stati trovati dei soldi all'interno della borsa. E lei, facendo riferimento quindi a quell'incontro, disse: loro comunque mi hanno detto di non aver trovato soldi nello zaino. Chi glielo disse? Valerio, sì, Valerio mi ha detto. Glielo disse Valerio in quell'occasione, non glielo disse Pirino, non c'era? No. Non mi ricordo se probabilmente quando ci siamo incontrati quel pomeriggio glielo chiesi anche a lui, ma non credo, perché già lo sapevo che non era così, quindi...
Cioè, già mi aveva detto Valerio. Quindi l'informazione la ebbe in quell'occasione e da Valerio Del Grosso. Questo disse, se vuole le rammento il passaggio. No, non c'è bisogno. Come? Prima ha detto anche di... Mo ha detto non Allora mi ricordo. guardi, le leggo il passaggio così che No, lei non possa c'è bisogno spiegare. che No, mo no, no, legga. no, c'è bisogno, glielo contesto, guardi. Allora, la domanda è, sempre in riferimento a questo appuntamento e ai contatti con Del Grosso, lo ha sentito nei momenti appena successivi all'omicidio? E lei risponde sì, penso di essere stato la prima persona che ha chiamato. Però anche in quell'occasione l'ho visto troppo tranquillo per aver appena ucciso un uomo, tanto è vero che non gli ho creduto e su questo già ha deposto. Poi aggiunge, loro comunque mi hanno detto di non aver trovato soldi nello zaino, me lo ha detto in particolare Valerio, che penso me lo avrebbe detto se non fosse stato così. Aspetti, no, c'è subito dopo, Presidente. Siccome sta parlando di persone che che lei ha incontrato nel corso di questo secondo appuntamento, l'operante le chiede, ha sentito anche Pirino dopo l'omicidio? Quindi evidentemente non stava parlando di Pirino, ce lo sta dicendo oggi e gliel'avrebbe comunicato nel corso di quel fugace incontro di cui parla, ma non in questa situazione, è corretto? No, me lo devi dire lei? Sì. E poi va avanti, no, ma guardi. Allora Valerio mi disse per primo che i soldi non c'erano. Perfetto. E questo me lo ricordo perfettamente. Poi però lei fa riferimento a loro, chi erano quei loro? Loro non lo fa parlare, Valerio e Paolo so loro, però è loro, mo ha detto loro invece che lui, No, vede però, dopo leggiamo tutto, dopo andiamo avanti. Scusate, a noi interessa capire chi glielo ha detto, faccia un attimo ha detto? mente locale, se Valerio Del Grosso è sicuro. Principalmente io come prima persona, come prima persona, è un'altra cosa. Allora no, per cortesia, lo so, però facciamo c'è rispondere sempre, il test. come dire, no? Prego. Come prima persona a me me l'ha detto Valerio, perché io mi sono visto con Valerio. Perfetto. Fine. Questo è quello che le hanno detto. E poi? E invece aspetti. Scusi Presidente, io finivo di fargli la domanda proprio per far vedere che è completa. Proprio perché lei non parlò mai di questo incontro. No, però non faccia premesse, faccia la contestazione. La domanda non è una contestazione. La contestazione. E invece Paolo Pirino glielo disse telefonicamente? No. Perché la domanda che le fecero è: ha sentito anche Pirino dopo l'omicidio? E lei risponde: a Pirino l'ho sentito, chiedendogli cosa fosse successo. Un minuto fa mi ha detto che lei con Paolo Pirino telefonicamente non ci ha mai parlato. Io non mi ricordo. E glielo contesto se non si ricorda, però mi deve dare una spiegazione, no? Anzi, alla Corte la deve dare una spiegazione. Io non ricordo di aver parlato al telefono con Paolo Pirino, probabilmente non ricordo, ripeto che non ricordo neanche di quella volta che mi sono visto per all'epoca ha reso quelle dichiarazioni, le conferma perché era più vicino al momento del fatto, cioè che l'ha contattato telefonicamente? io non ricordo di averlo contattato telefonicamente. Dice anche oggi preciso che io non ricordo. Preciso che non ricordo. Quindi all'epoca quando disse che l'ha sentito, quindi telefonicamente, chiedendo cosa fosse successo, e io le dico che le telefonate sono una di un secondo, una di 2 secondi, lei mi dice non mi ricordo. Non ricordo. Ok. Non mi ricordo. Non è che sto di una sciocchezza, cioè non è che una cosa... quindi non può averlo sentito e non può averle raccontato nulla in un secondo, senza avanzare argomenti che poi sono ovviamente il giorno dopo. Ma qui non l'aveva mai detto a nessuno, è per questo che le chiesero quando ci aveva parlato telefonicamente, è proprio per questo. Da una seconda volta, non possiamo interrompere sempre così. Ha parlato di una prima volta e di una seconda volta, ha iniziato così, lei ha fatto la contestazione sulla prima volta quale? Basta semplicemente chiedere se in quel momento non l'ha sentito, no, ci ha parlato, l'ha sentito, ne ha discusso, ci ha sentito, la risposta è no, l'ho visto, ho parlato solo con Valerio, ma non la prima volta, presuppone la prima volta. Quando si parla l'ha sentito, non si dice l'ha sentito telefonicamente. No, infatti.
Per questo dico. Allora, sì, certo, Sì, però non mi diciamo, pare per che- chiarire questo punto, perché sennò diciamo, Non mi pare che sia troppo complesso, insomma, mi pare che gli elementi offerti dal test siano chiari, No, erano io chiari già non ho sommare capito, informazioni, avvocato. no, si dice, cioè si cerca sempre di trovare un sinonimo a sentire, Allora, non sentire, scusi, qua si parla di telefoni, signor Allora, Presidente, poi dopo risponda faccia direttamente lei. alla Corte. Scusi, signor Incani, risponda direttamente alla Corte. Quindi lei, Pirino, non ricorda di averlo contattato telefonicamente quella sera? No. Ricorda di averlo visto, di averci parlato magari il giorno dopo e di aver parlato di questa circostanza con lui? Cioè, la stessa circostanza che le ha riferito quella sera Valerio Del Grosso? Il giorno dopo con Paolo dice? Io Faccia un attimo uno sforzo di memoria. Ho detto che probabilmente anche Paolo, perché io mi c'ero visto, l'avevo visto, l'avevo incontrato parlando di che è successo, quello mi stava a venire addosso, quel Luca mi stava a venire addosso, quel Luca adesso io dico il nome perché lo so, quel ragazzo mi stava a venire contro, mi stava a me e Valerio ha preso, ha sparato così senza manco guardare, ha preso, ha alzato un braccio e ha sparato. Parlando di quello magari io poi ripeto non ricordo bene, ma probabilmente mi avrà detto sì, ma no, i soldi non c'erano, ci stavano 20 euro dentro al portafoglio, però io principalmente la domanda l'ho fatta a Valerio: Valè, ma i soldi ci stavano, avete preso i soldi? Ma no per interesse mio che dico avete preso i soldi, dagli, perché sempre è successa una disgrazia, però principalmente è stato lui a dirmi mamma che nel portafoglio ci Quindi stavano lei è 20 sicuro euro. di Valerio Del Grosso? Sì. Non è in grado né di affermare né di escludere non la stessa ricordo- circostanza per Pirino perché Non non se la ricordo, signor giudice, non... Va bene, prego avvocato. Senta, sempre in riferimento ai tabulati telefonici e quindi ai contatti telefonici da lei avuto. Le stavo dicendo prima che risultano 2 tentativi di chiamata dal suo telefono al telefono di Paolo Pirino, durata 1-2 secondi. Ricorda se nel corso della notte lei ebbe a chiamare Valerio Del Grosso ed eventualmente se le telefonate furono numerose ed eventualmente se vi fu conversazione o meno? Mi pare che ci siamo chiamati. Non ricordo però se la sera, proprio quella sera o se la sera dopo. Mi sa la stessa sera mi sono risentito con Valerio intorno alle 2-3 di notte, mi sa. Risultano, quindi era questa la sì. Ah. Risultano una serie di telefonate comprese tra le 2:18 e le 3:11 minuti. Sono segnatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 telefonate, di cui alcune di queste sembrerebbero abbastanza, con dei contenuti abbastanza rilevanti. Stiamo parlando di 139 secondi, 138 secondi, poi 10, 10, 38 e 39 alla fine. Com'è? 10, 10, l'altra 138, 139 evidentemente è diverso. Valerio, siamo come fratelli, posso averlo chiamato perché raccontargli una cosa mia. Guardi che è del tutto legittimo, io le sto facendo una domanda sul dato, non su altro, quindi io le faccio delle domande su un documento, lei mi risponde sì, no, è del tutto legittimo chiamare, questa è una telefonata. Quando vedo un po' di astiosità tendo a... Senta, un'altra cosa, l'ultima domanda, questa più che altro è una curiosità, ma quel telefono a cui facevo riferimento, lei l'ha tenuto? Ce l'ha ancora in tasca? No. Perché infatti nel corso della successiva deposizione, quindi stiamo parlando del 6, lei dà un altro telefono, 328 6122 142. Adesso l'ha ricambiato nuovamente. Vabbè. Problema? Non posso cambiare il numero? Come? Lei non può fare domande all'avvocato, assolutamente deve... Scusi. È stata sufficiente il richiamo del Presidente. Sì, avvocato Matteo Riccardi, buon pomeriggio. Salve. Senta, lei viene sentito 2 volte, la prima volta il 24 ottobre dal commissario di San Basilio e la seconda volta dai carabinieri. In tutte e 2 queste circostanze che viene sentito non parla della trattativa. Come mai oggi alla Corte invece ha riferito che ne era a conoscenza? Quello che ho ricordato ho detto la verità.
No, le faccio una contestazione se vuole. Ha mai avuto notizia della compravendita di droga? No, non ho saputo nulla, solo in seguito dai giornalisti. Cioè questa... Sì, te la dico subito. La dico subito. Qual è la pagina del... La dico subito. Perfetto. Allora, pagina 2 di 5. Avvocato Menichetti, lei può stare senza mascherina, avvocato? Avvocato Riccardi no. Grazie. Scusate, lo so che sono noiosa, ma dietro c'è qualche avvocato senza mascherina? Io posso stare senza, è lui che deve stare con la mascherina. No, lei ce l'ha, il suo vicino. Stavo tentando di aggiustare perché mi si era... Si è rotta, mi dispiace, ma altrimenti la devo far uscire dall'aula, siamo troppi. Quindi pagina 2 di 5. No, non ne ho saputo nulla, solo in seguito dai giornalisti. Posso solo dire che Rispoli in quei giorni si messaggiava con Giovanni, ma non so per quale motivo. Usavano app di messaggistica, Telegram o Weekly. Come mai oggi invece dice alla Corte che sapeva di questa trattativa? Si è consigliato con qualcuno prima di rendere l'esame? No, non mi sono consigliato con nessuno, ho solo detto la verità. Magari, non so... Però già era emerso, questa domanda era stata già fatta dal PM e poi c'è opposizione perché posta così è nociva la domanda comunque. Senta, un'altra domanda. No, quanto... Nociva a chi? Nociva a nessuno, pubblico ministero. Sembrerebbe suggestiva più esatto. che nociva. Senta, quanto dura l'incontro con Pirino? Più o meno? Non ricordo poco. Si ricorda come era vestito? No. Pirino è arrivato con la sua autovettura? Smart bianca se non mi sbaglio, che non era sua, però era un'auto di sostituzione, di cortesia. Nessun'altra domanda, Presidente. Grazie. Avvocato Spigarelli per Del Grosso. Allora, chiariamo subito un equivoco che così... Le è stato chiesto come mai non aveva raccontato della trattativa, ma lei è... sì. Facendo uno sforzo di memoria, è sicuro che non ha raccontato della trattativa nel corso della sua deposizione del 24? Io pensavo di averlo detto, ma se l'avvocato... Allora, per la Corte, per il test, per tutti noi, vediamo. Allora... Ha saputo quant'era il quantitativo di droga? Sì, avevo sentito Rispoli dire che si trattassero di 13 o 15 kg di marijuana. Ho sentito anche parlare della cifra di 70.000 euro. Per quanto ne sapessi, l'ho sentito sempre da Valerio, Giovanni era un intermediario per l'acquisto in quanto lo stupefacente era destinato ad altre persone. Quando lei dà questa risposta, sta parlando della trattativa? Sì. Grazie. Sì. E allora, chiarita la questione del parlare o non parlare della trattativa, volevo alcune altre precisazioni, partendo da quante volte lei è stato sentito. Lei ricorda quante volte è stato sentito? A me mi hanno sentito 2 volte in questura. Una volta è stato proprio subito dopo, il 24. E una volta... Non mi ricordo però a San Cleto mi pare, la prima volta. Alla questura alla San Ma questo mi ha colpito anche prima, lei quando dice sta facendo riferimento a un commissariato? Ah, non sapete, scusa, no, la San Cleto, sì, il commissariato di San Cleto, il commissariato di San Basilio, scusate, pensavo... No, perché noi non siamo di zona, quando sentiamo San Cleto magari pensiamo alla chiesa, invece no, è il commissariato. No, è il commissariato. Allora, quando lei è stato sentito e ha descritto quella situazione in cui aveva veduto Valerio, ha riferito particolari, proprio perché lo stavano chiedendo com'era Valerio, come aveva reagito, qual era la sua situazione, lei oggi ci ha detto scioccato, calmo e via discorrendo, ma in quel contesto ha riferito in particolare la sua impressione legata a notizie che lei aveva in ordine al fatto che Valerio potesse aver assunto degli ansiolitici?
Lui se lo ricorda, lui prendeva, io ricordo che lui prendeva delle gocce, ma non ricordo perché erano, se erano per l'ansia o per dormire, non ricordo, e spesso ne prendeva pure più del dovuto, ecco pure perché io pensavo all'inizio avesse assunto droghe o cose, ma poi ho pensato magari che avesse preso quelle gocce. Quindi quando lei, diciamo, si è riferito alla situazione di Valerio, la situazione, diciamo così, psicologica di Valerio, il 24 di ottobre l'ha legata al fatto che credeva che avesse preso gocce per l'ansia che di solito prende in maniera esagerata? Sì. Ha detto proprio questo ai poliziotti che la interrogavano? Mi pare di sì. Non ricordo bene. L'aiuto, la frase è esattamente questa. Credo che abbia preso gocce per l'ansia che di solito prende in maniera piuttosto esagerata. Okay. E quindi abbiamo chiarito un fatto, cioè lei immediatamente ha legato queste due. Successivamente, quando è stato risentito stavolta dalla polizia giudiziaria, siete tornati sull'argomento? Delle gocce? Mm-hmm. Non ricordo, avvocato, non me lo ricordo. A domanda, faccio pure la domanda naturalmente, faceva uso di stupefacenti, il riferimento, la domanda dei verbalizzanti è riferita a Valerio Del Grosso, se ogni tanto fumava Spinelli, ma saltuariamente ha fatto uso di cocaina, diciamo, nascondo nulla. Inoltre ha fatto uso di psicofarmaci perché dopo essere stato lasciato dalla ragazza non riusciva a dormire. Quindi questo se lo ricorda? È un dato che lei ha riferito in quel contesto? Sì. Le gocce che prendeva, io ricordo quelle, e per me erano... Non so, cioè che... Non sa indicare se psicofarmaci o se erano per dormire o per l'ansia, non ricordo, non è una cosa che so. Grazie. Vabbè, sì, però diciamo, sapeva che ne pigliava in maniera esagerata gli ansiolitici. Parecchio esagerata. Bene. Allora, ancora a chiarimento su una circostanza che è rimasta un po' oscura, ha tentato di chiarirla anche il collega, vediamo se ci riusciamo un po' meglio. Allora, lei ci ha riferito che di sicuro ricorda che la presenza dei soldi all'interno dello zaino le è stata riferita da Rispoli, va bene? Lei poi ci ha anche riferito, anzi ha risposto ad una domanda di qualcuno, forse la parte civile, che diceva, ma chi è arrivato dopo, da chi l'ha saputo che c'era uno zaino con i denari? Chi è arrivato dopo, cioè chi? Valerio e Paolo? L'hanno saputo da chi? Da Rispoli. Allora, vediamo un po' di contestualizzare, esatto, vediamo di contestualizzare il momento ai tempi. Allora, quello che lei apprende è che la notizia che ci sono i denari la apprende direttamente Rispoli perché vede i denari dentro lo zaino? Questo è quello che ha detto lui. Questo è quello che dice. Io non posso avere la certezza che lui ha visto. Perfetto. Dopodiché, in un momento successivo, cioè Rispoli le dice che in quel momento stava con Valerio e Pirino? Nel momento in cui vede i denari? No, lui era da solo. No, stava con Simone Piromalli. Stava con Simone Piromalli. Poi, in qualche maniera, ma se lei sa anche la maniera, ce la dica, Rispoli o Piromalli o tutte e due, non lo so, non mi interessa, ma l'importante è contestualizzare il tempo. Comunicano che, guardate che i soldi stanno dentro uno zaino? O per telefono o si sono visti. Comunque in un secondo momento, quindi, questa informazione passa a Valerio e a Pirino. Esatto. Beh, da quello che le hanno raccontato, poi gli avvenimenti, cioè la rapina, è in un momento successivo. Esatto. Cioè in quel momento, diciamo, la informazione che passa da Rispoli a Pirino precede la rapina. A Valerio Del Grosso precede la rapina. Ci sono 3 momenti diversi. Rispoli guarda e vede.
Rispoli comunica, dopo c'è la rapina. Esatto. Beh. Quindi tornando sull'argomento molto approfondito prima su il fatto che i soldi ci potessero essere nel momento in cui li vede Rispoli e non ci potessero essere nel momento in cui, e adesso vediamo chi gliel'ha detto e chi gliel'ha confermato, glielo racconta Valerio, per adesso partiamo solo con Valerio, è riferito a momenti diversi, quindi è possibile che nel momento in cui Rispoli vede i soldi ci siano e nel momento in cui invece arriva Valerio i soldi non ci siano. Probabile che magari l'hanno levati, ma appunto, io non credo tanto a questa cosa che ha detto Rispoli. Vabbè, lei non crede a Rispoli, poi vedremo se crede a Rispoli o meno. E noi gli abbiamo chiesto un sacco di circostanze legate a faccende specifiche. Siccome un testimone può esprimere opinioni rispetto a faccende specifiche, io sto su questo perché ce ne siamo interessati assai, no? Ci siamo interessati a quando questi soldi vengono visti e io sto chiarendo che vengono visti assai prima della rapina. Questo è il punto che mi interessa. Questo stavo facendo, Presidente, né più né meno. Però funziona, vabbè, se l'abbiamo chiarito, il problema l'abbiamo superato. Allora, vediamo adesso chi le ha detto questa cosa qua. Allora, lei vede Valerio Del Grosso poco dopo che è successo questa cosa, cioè poco dopo, insomma comunque la stessa sera. Valerio Del Grosso subito le dice i soldi non c'erano? Subito, insomma. No, la prima cosa che mi ha chiesto era preoccupato per sto ragazzo. Poi subito dopo, ma io non mi ricordo se io gli ho fatto la domanda, ma i soldi c'erano, e lui ha detto no, non ci stavano i soldi. Ecco, ma io vorrei che lei focalizzasse il ricordo proprio cioè come glielo dice che non c'erano i soldi, perché per me questo è importante, cioè glielo dà come dato o dice è successo tutto un casino, scusi il termine, ma non c'erano manco i soldi? No, era più preoccupato per ragazzo che per i soldi, sinceramente, perché... Sì, questo l'ho capito e mi sta bene. Ma dico, lega il fatto, cioè le dà l'informazione perché comunque era legata proprio a tutta la faccenda che era successa? Sì. Lei sentirà mai specificamente Pirino su questa questione dei soldi? Io le ho detto sentirà, poi vediamo come, ok? Cioè lei porrà la domanda a Pirino, visto che aveva già avuto la notizia da Del Grosso, ma c'erano i soldi? Ma Paolo stava lì, quindi penso che l'ha visto quei soldi. No, io le sto chiedendo una cosa diversa. Se lei gliel'ha chiesto, perché si rende conto, no? Se lei chiede a Paolo, ma i soldi c'erano? Glielo chiede lei? Se lo ricorda? Se già ho detto prima che non ricordo, però probabile che gliel'ho chiesto, ma lui anche non... che allora io adesso faccio la... No, con Valerio ho detto che lui mi ha detto che non c'erano, no, su questo prima ho detto che Valerio mi ha detto che i soldi non c'erano. Allora, la domanda era quella che le è stata fatta prima. Ha sentito anche Pirino dopo l'omicidio? A me non mi interessa se il 23, il 24 quando è, però magari adesso ci arriviamo pure. Però la sua risposta è stata: a Pirino l'ho sentito chiedendogli cosa fosse successo. Anche Paolo, al quale l'ho chiesto, mi ha detto di non essere riusciti a prendere niente. Quindi questa è la cosa che io le indico, cioè lei non soltanto è stato destinatario di una informazione da Del Grosso, ma anche di un'informazione da Pirino su sua domanda. Questo lo ricorda adesso che le leggo quello che ha detto alla polizia il 6 dicembre, pagina 4? Io dico la verità, non lo ricordo, però lo ha dichiarato. Non lo ricorda, continua a non ricordarlo. Ma del fatto, perché vede, abbiamo capito che insomma di questa cosa se ne parla poi collettivamente nel gruppo, chiamiamolo così, ok? No? Sì. Giorni immediatamente successivi. Questa circostanza che i soldi non c'erano era una circostanza che nel gruppo veniva detta e ribadita o qualcuno la metteva in discussione? Che non ci fossero soldi? No, era così.
Era detta e ribadita che non c'erano soldi, non è che era una cosa in discussione, no, i soldi ci stanno, no, non c'erano, sì c'erano, non c'erano. Oh. E dunque abbiamo chiarito questo altro aspetto, ma mi serve anche per chiarirne un altro, perché lei a un certo punto ha detto, dice, beh, secondo me era una sola reciproca, ok? Cioè sola reciproca, interessava anche al Presidente l'argomento, sola reciproca significa non ci stavano i soldi, e gliel'aveva detto Pirino, anzi gliel'aveva detto Del Grosso, gliel'aveva confermato Pirino, non ci stava la marijuana, ok? Che non ci fosse la marijuana, ok? Lei ci ha detto tutto quello che insomma ci ha detto nel corso del suo esame, e su questo non ci torno. Ma è possibile perché non c'era all'ultimo momento la marijuana, che ci fosse un momento in cui se n'era discusso, poi non c'era più, e quindi a quel punto lei legge le due cose, siccome non c'è la marijuana e siccome non ci stanno i soldi, allora la sola è reciproca. Sì, io questo è quello che deduco, poi è una cosa che ho detto io questa, non mi ha detta nessuno, è un mio pensiero. Perfetto, quindi è una sua deduzione rispetto alle informazioni che c'aveva. Non c'erano i soldi. Non c'erano i soldi, non c'erano, l'erba non c'era, loro volevano solo a loro e quelli volevano solo a loro. Tutto qua. Allora, nessun altro avvocato? Hai domande? Ma non mi ricordo a chi è che ha riferito a un certo punto parlando di loro, ma io non gli ho creduto, ma non mi ricordo se ha riferito... No, ma dell'omicidio? No. Io mi ricordo dell'omicidio che non gli aveva creduto. A proposito della droga che non si trovava dei soldi, a un certo punto io questo non l'ho parlando di percepito. ha detto ma io non gli ho creduto. Che non si trova la droga. Va bene, non... Facciamo la questione. Scusi Presidente, visto che lei non può fare così, facciamo la questione. Che succede? La ha detto che non vuole essere ripresa. A me la circostanza che lei poi cancelli non mi interessa, non mi risponda, ci si metta pure lei. No, per cortesia, avvocato Ciccioni. No Presidente, va bene tutto, ma questo no. Va bene tutto, ma non ci si metta pure lei da questo signore, no. No, va bene, io capisco, siamo tutti stanchi. No, non siamo tutti stanchi, non siamo tutti stanchi, io ho questo addosso e questo signore porta rispetto, punto, io non sono stanco per niente. Adesso non voglio io non sono stanco per niente. Il tema di fondo è che io non mi posso sentir dire da uno e non ci si metta pure lei. Avvocato, non alzi la voce. No, non alzo la voce, ma lo riprenda per favore, pretendo che le chiedo di riprendere. Per cortesia, perché è successo? Mi parlava l'inquadratura, che non si può scansare, no? Scusi, ma se la mia assistita ha detto che non vuole essere ripresa, però scusi, avvocato, e lui ha detto... loro possono riprendere l'aula se no Presidente, non facciamo finta di non capirci, no. Ha detto che avrebbe ripreso la mia assistita, che ha detto di non vuole essere ripresa. No, questo quindi non facciamo finta di non capirci. Cioè può riprendere ma deve eventualmente divulgare le immagini oscurando il viso. E quindi scusi, io devo giustificare a lei dove mi metto? Vabbè Presidente, siamo arrivati proprio oltre. No. Avvocato, per cortesia. Non esiste almeno. Allora, voi state tranquilli perché che non vuole essere ripresa. Ce ne sono tanti. Del Grosso non vuole essere. Quindi l'aula non la può riprendere, perché non è che può fare delle riprese sulla faccia di uno o di un altro. Possono scurare. Presidente, ma quello è un problema di post-produzione che noi affidiamo alla buona volontà del regista. E io non, mi scusi, Presidente, è un problema di post-produzione
che affidiamo alla buona volontà del regista. Io ho detto che la mia assistita non deve essere ripresa e non deve essere ripresa, punto! Allora. Punto! Non poi dopo cambia! Non deve essere ripresa! Allora, se no chiedo formalmente di sospendere questa storia. Allora, Avvocato, se mi fa parlare, è capitato anche in altri processi, quando riprendono l'aula, chi non vuole essere ripreso viene oscurato il volto, può essere ripresa la camicetta. Ribadisco il concetto, Presidente, il tema di fondo è un altro. Io la mia assistita ha manifestato la non volontà di essere ripresa, che non significa la non volontà di non andare in onda. Ha detto che non vuole essere ripresa e siccome questo signore mi ha detto si sposti perché devo riprendere la ragazza, a parte io non polemizzo con questo signore, io parlo con lei, siccome questo signore la informo che mi ha detto si sposti perché devo riprendere la prima ragazza, a me uno che sta dentro l'aula e che non è lei non mi dice si sposti, senta, le vogliamo verbalizzare le cose che dice? Allora, Due, Presidente scusi, mi consenta di finire, il tema di fondo è un altro. La signorina Chilemmi che ha detto che non vuole essere ripresa, quindi il tema di un'eventuale scelta di post-produzione di cancellare, lei non parli mentre parlo io, di cancellare o di oscurarla non si può fare, perché il problema è quello di non essere ripresa, quindi noi facciamo un'ordinanza che scrive questo, se no sospendiamo questa storia. No, loro riprendono l'aula, devono oscurare le immagini. Se è così allora metto a verbale pure io che non è questo lo spirito della norma. Se qualcuno non vuole essere ripreso, non deve essere ripreso. Infatti non viene ripreso. Non viene ripreso e poi oscurato. Ma se viene oscurato è come se non venisse ripreso. No, Presidente, perché il tema di fondo è che purtroppo il problema di fondo, Presidente, è che poi accade che quello che non vuole essere ripreso potrebbe non essere utilizzata quella ripresa nella trasmissione che lei ha autorizzato e potrebbe accadere per pura fatalità che finisca da qualche altra parte. Allora il tema di fondo è questo, la disponibilità della propria immagine non è collegata a quello che farà il regista. La trasmissione è un giorno in pretura. Sì, ma non, Presidente, mi perdoni, scusi, non è legato a quello che farà il regista nella fase di montaggio. Il tema è diverso. Noi non abbiamo prestato il consenso ad essere ripresi. Quindi non deve essere ripresa, punto, non mi interessa che la oscureranno. La norma, non so dove sta, io a questo la ripresa. Non mi fermo niente perché uno che dice che a me allora dammi per cortesia. Sto fermando tutti. No, senza alzare la voce. Allora, il problema è che stanno riprendendo chi non vuole essere ripreso, si pone anche il problema delle riprese che sono già avvenute, così come si pone il problema che io sarcasticamente mi sto ribadendo da qualche udienza, che sto microfono che sta qui aperto in continuazione registra qualsiasi cosa, anche le vostre, e non va bene neanche questo. Visto e considerato che c'è una registrazione audio integrale, quello che funziona, della cosa a cui può attingere la televisione. Quindi non è che comanda la televisione, comanda il codice di procedura penale. Sì, ma chiaramente nel momento... Allora anche questo microfono che viene appeso qui ed è aperto tutto il tempo, e chi era, verrà confermato. Sentiamo i vostri commenti, non va bene. Oh, grazie, scusate, ho bisogno degli occhiali per leggere la norma, scusate un attimo. Allora, se questo è così, le riprese non si possono fare, le riprese video, audio. Le parti non sono previsioni. Presente se i medesimi non vi consentono, la legge ne fa divieto. Sì, la norma effettivamente dice vieta la ripresa. Il Presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti che non prestano il consenso. Però il problema è capire se vieta la ripresa, come ho sempre inteso io, è sufficiente l'oscuramento dell'immagine perché non viene divulgata. Quello dell'oscuramento dell'immagine è affidato alla sensibilità che non si mette in discussione della parte di chi gestisce la post-produzione. Quindi è un tema completamente diverso, che finisce potrebbe finire per eludere il dispositivo della norma. Perché se io dico che non voglio essere ripreso, non è che ho detto riprendetemi e poi non passate in televisione, ho detto che non voglio essere ripreso. Allora, peraltro Presidente mi scusi, a fatto i toni e chiedo scusa solo a lei e alla Corte e al pubblico ministero, ai colleghi, né a nessun altro dei toni. Io dico un'altra cosa,
che non è pensabile che in un'aula a me si dica per questa che porto addosso o qua fuori qualsiasi cosa, non ci si metta pure lei. Perché questo, Presidente, mi scusi... Avvocato, io non ho sentito, non metto in dubbio quello che dice lei. Immagino che ci sia la massima buona fede dell'operatore, non voleva sicuramente mancarle di rispetto, questo credo... Ecco, io so che la regola è sempre stata quella, verifichiamo un attimo perché... Dopodiché, se voi mi dite... La regola è sempre quella. Per quello che mi... Non l'hanno ripreso la gente, Presidente, non l'hanno ripreso nessuno. Ma non è che non è proprio la prima volta, insomma, non è proprio la prima volta. Per quello, guardi, neanche per me è la prima volta. Ci riflettiamo, Però se io le faccio una questione... No, ma come diceva la collega, l'affrontiamo per settembre, l'affronteremo meglio. Io ripeto, la mia esperienza è che è sufficiente l'oscuramento del volto, sostanzialmente, e questo è sempre successo in virtù della mia esperienza. Voi mi dite, per Mafia Capitale non hanno mai ripreso l'aula. Avvocato Ciampa, voglio sentire l'avvocato Ciampa. A parte che le riprese non vuole essere ripreso perché ho fatto sempre la mia cosa. Ma si è detto devo, perché ci sono degli... Vabbè, è il volto che consente di risalire, avvocato. E poi fanno dei bellissimi film con le mani che si mangiano le cose e si torcono e dicono guarda l'imputato come stava lì che l'hanno... Ha voglia cose che fanno. Quindi non la faccia, l'immagine è tutto il corpo. Ma poi la norma è chiara, la legge, Vieta le riprese. Sì, però voi capite che in un'aula così la ripresa è difficile poi garantire, però va bene. Vabbè, ci rifletteremo a comunque, chiaramente per quello che riguarda con l'oscuramento rifletteremo. Ma io non ho capito qual è il problema del microfono, è quello piccolino. Ma certo, anche io. Incavolarmi come un matto con i miei collaboratori e dirci parlarci perché ci siamo dimenticati teste durante e di non farlo sentire. Per non farlo sentire a un pezzo. Allora oggi mi si conferma che il microfono è sempre aperto. E si sentono i nostri commenti. L'hanno detto loro, mi ricordo chi. È vero che è sempre aperto, perché anche io ho parlato... Allora non si azzardi a sentirmi... No, per cortesia. Mi ha detto, stava qua, adesso sentiamo i vostri commenti. Allora, scusate un attimo, un momento, c'è la signora in fondo, ecco. Avvocato Spigarelli, la prego per cortesia. Ma non le ha dato del bugiardo su, adesso stiamo... Chiaramente c'ha un punto di vista diverso dal suo... Chiamiamo un attimo la... Ha detto bugiardo? Ha detto, sentiamo i vostri commenti, poi li cancelleremo. Non vi sta bene, non li devono sentire, ma qui vostri. Allora, facciamo venire la signora? Sì. Allora, signora, mi scusi, questi vostri microfoni registrano anche se io... Allora, i difensori di Pirino gli spiegano che tanto non è una cosa che... Lui proprio è fuori da questo discorso perché c'ha il videocollegamento. Grazie. La batteria del microfono, no, non facciamo danni.